Dal reddito di inclusione alla disoccupazione, alla pensione di anzianità o invalidità, sono diverse le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dallo Stato attraverso l'INPS, prestazioni che non sempre vengono richieste da persone che, pur avendone diritto, si trovano in condizioni di marginalità o disagio sociale, economico, lavorativo o abitativo. Per intercettare queste fasce di popolazione è nato il progetto INPS per tutti, che si arricchisce di un protocollo che coinvolge ANCI Veneto, INPS regionale, Caritas e Comunità di Sant'Egidio. L'obiettivo è fare rete affinché anche gli utenti più svantaggiati vengano a conoscenza di diritti inespressi. Comprende appunto sia servizi prettamente assistenziali, quindi posso pensare il recente ADI e quindi l'assegno di inclusione che ha superato il reddito di cittadinanza, che prima era ovviamente incluso nel pacchetto, diciamo, delle prestazioni. Possiamo pensare ai bonus dell'asilo nido piuttosto che i bonus familiari, e sicuramente tutto ciò che è previdenza inteso come disoccupazione piuttosto che discall, o anche materia pensionistica, perché comunque laddove ci siano delle condizioni per esercitare un diritto alla pensione, questo ovviamente viene verificato. Un accordo che consente di aiutare con maggiore puntualità le persone in difficoltà e nello stesso tempo liberare risorse per i comuni. Stiamo parlando di oltre 200 utenti in Veneto che sarebbero totalmente a carico dei comuni e che invece, facendo scoprire loro dei diritti che hanno, riescono ad aiutare gli utenti e ad alleggerire un po' anche la spesa sociale per i comuni, che non viene ridotta ma viene investita su altre iniziative sempre sociali. Allora io ringrazio tantissimo Valerio Delfino, responsabile provinciale di Treviso, Comunità Sant'Egidio Veneto. Grazie Valerio Delfino di essere qui. Saluto anche collegata da Verona la dottoressa Laura Pigozzi, psicologa, psicoterapeuta, un po' di tutto diciamo, ma soprattutto con una sensibilità, con un osservatorio speciale, perché questa mattina siamo partiti sabato 2 novembre, una giornata importante, una giornata che tutti dovremmo riflettere su quelli che sono anche i morti che delle volte non sono morti perché sono morti fisicamente, sono morti psicologicamente, perché non hanno più voglia di vivere, perché è una società troppo proiettata verso il benessere di qualcosa che è un lusso sfrenato che tutti fanno vedere, invece i valori si sono persi. Quando pensiamo a questa ragazzina di 13 anni, c'è un processo, un'indagine in corso con questo bambino di 15, che sono bambini, lei è una ragazzina, lui è un bambino, capite bene che non ci siamo proprio. Allora io partirei, dopo aver visto questo servizio, e ne parleremo anche con Valerio Delfino, proprio con lei, dottoressa Pigozzo. Ecco, cosa vuol dire a livello psicologico non riuscire a capire da parte dei genitori che il bambino deve essere bambino, deve crescere da bambino, poi deve crescere da ragazzino, poi deve crescere da ragazzo, per arrivare a un percorso un po' particolare, per arrivare a questa maggiore età. Ecco, qui abbiamo perso, forse grazie a questo mondo perverso, questi influencer, queste donne, questi ragazzi che veramente danno dei messaggi distruttivi. Chi è che non avrebbe piacere di truccarsi, di vedersi, di vestirsi, di parlare, come i messaggi che arrivano a questi ragazzi? Cosa ne pensa lei, dottoressa Pigozzi? Abbiamo superato un po' l'asticella, il bambino non è più bambino, non può essere un ragazzo a 12-13 anni, non si può avere il fidanzatino, a mio avviso, a 12-13 anni. Abbiamo un po' corso troppo? Prego, dottoressa. Allora, io penso che tutte queste cose arrivino quando c'è un terreno fertile che le fa in qualche modo deragliare, quindi il problema è il terreno. Allora, cosa sto dicendo? Sto dicendo che sicuramente internet ha ucciso l'essere bambino anche dei nostri figli, perché mette i ragazzi a contatto con delle realtà che sono spesso più difficili. Per esempio, noi siamo preoccupati, noi genitori, del molestatore nel mondo, no? Nel mondo reale, e quindi magari teniamo i ragazzi e i figli un po' più riparati e compressi e non ci rendiamo conto che il molestatore vero sia spostato ormai sul web. Ma non è questo il punto. Il punto è che
noi abbiamo il dovere come genitori di far passare un messaggio ai nostri ragazzi che sia un messaggio di una interiorizzazione della regola, perché la regola data solo all'esterno non serve a nulla e anzi si ha assolutamente voglia di trasgredirla. Questo fa parte anche dell'essere ragazzi ed è anche per un certo aspetto anche normale e fa parte dello sviluppo. Quello che manca invece è un po' quello che diceva lei, cioè noi siamo in un mondo in cui diamo beni materiali a non finire ai nostri figli, ma non gli diamo assolutamente dei beni etici, cioè non gli facciamo capire più il confine tra il bene e il male. Questo succede anche perché noi genitori non siamo capaci noi di evolvere, cioè il genitore del bambino non è il genitore del ragazzino né il genitore del giovane adulto, sono tipi di genitori diversi. Mentre noi in realtà cosa facciamo? Pensiamo che loro siano sempre un po' bambini, no? Che noi siamo sempre i loro genitori e ci comportiamo in maniera iperprotettiva un po' sempre. Quello è il fenomeno che io ho denominato molti anni fa del plus materno, che non riguarda solo le madri, ma riguarda proprio il tipo di funzione di cura, no? Che può essere esercitata da chiunque, padri o altri agenti familiari. Quindi quello che manca, che cos'è? Manca quello che io dico sempre, la parola. Perché manca la parola? Perché è il vero antidoto alla dipendenza. La dipendenza non vuole parole, la dipendenza vuole stare attaccata all'altro, se dipendiamo da un altro, come per esempio spesso nel caso delle violenze come quelle che lei citava prima, no? Dei tra ragazzi ma anche tra non ragazzi, cioè nelle violenze di coppia. Oppure voglio stare attaccato alla sostanza nel caso delle tossicodipendenze, cioè l'altro è qualcuno che salda un po' certe parti del mio io che si sono un po' frammentate, e si sono frammentate proprio perché manca un po' una direzione, manca una cornice simbolica in questi ragazzi, cioè noi quando nascono gli assicuriamo, gli apriamo un conto in banca, no? Al neonato per esempio, no? Ma non gli insegniamo per esempio una regolamentazione anche nell'allattamento, che ci sono dei ritmi nella vita che vanno rispettati. Io non posso allattare sempre quando il bambino chiama, perché il bambino ha bisogno anche di chiamare, cioè di avere uno spazio per piangere, perché il suo pianto è il suo discorso. Se io otturo con l'allattamento il suo discorso sempre, stiamo, come dire, dicendogli che non può parlare. Ma c'è di più, se io con un allattamento scriteriato non gli insegno un ritmo e soprattutto non gli insegno a tollerare un minimo di frustrazione, perché questo è la chiave dell'educazione. Tra l'altro ne approfitto per dire che il 14 novembre partirà un corso gratuito online per tutti i genitori o tutti quelli che hanno a che fare con i ragazzi, che ho ideato io con altri colleghi, che porta avanti la fondazione Apax, quindi ci si può collegare a questo sito, iscriversi gratuitamente, seguire queste lezioni, perché è vero che non si può insegnare ai genitori a fare i genitori, perché fare i genitori è un mestiere impossibile, però è anche vero che si sono persi i fondamenti. Molto chiara, dottoressa, la ringrazio per quello che ha detto, perché siamo partiti proprio dalle radici, dall'allattamento. È là che si inizia a dare le regole, a far rispettare anche questa creatura che chiede solo anche di capire, perché poi iniziano i perché. Come mai il bambino chiede perché? Perché è curioso, ha voglia di capire, ma basta con questi perché. Ecco, i genitori sono già stanchi di rispondere ai perché quando hanno 5, 4, 5, 6 anni, pensate dopo cosa succede. Se già iniziano a essere stanchi a rispondere ai loro perché di curiosità, di sapere, di toccare, purtroppo funziona così, poi ce li ritroviamo a 13, a 15 anni in queste condizioni. Allora adesso vorrei sentire anche Valerio Delfino. Abbiamo visto questo importante servizio, questo accordo tra ANCI, INPS, Comunità Carita e Sant'Egidio. Quello che io rimango perplesso è dei numeri che ha dato il sindaco Mario Conte, 200. Per me sono molti di più, Valerio Delfino, perché se pensiamo a tutte le associazioni di volontariato che aiutano le povertà anche nel nostro territorio, nel territorio anche trevigiano, i numeri sono molto più alti. Io ho detto che forse arriveremo a 1000
persone, perché i numeri io li ho, sono quelli. Ecco, da questo osservatorio che lei ha, com'è la situazione? Perché noi parliamo di famiglie, ma parliamo anche di bambini, parliamo di famiglie, di anziani, di genitori che nonostante i 2 stipendi non riescono ad arrivare a fine mese, questi bambini che chiedono, questi ragazzi che vogliono essere uguali ai loro compagni a scuola, ma i soldi non arrivano, non ci sono, eppure la scarpa firmata, il giubbino firmato, lo zaino, sono tutte cose, chi è che non li desidera? Come fai a dire di no? Ma se non ci sono i soldi, questo ragazzo, qualcuno debole, entra in giri particolari e se li procura da solo, nel silenzio di molti genitori che vedono ma fanno finta di non vedere, sentono ma fanno finta di ascoltare. Noi invece ascoltiamo, come fa lei, queste persone, queste famiglie. Cosa sta succedendo, Delfino? Sì, intanto buongiorno a tutti i telespettatori, grazie dell'invito e saluto anche la dottoressa Pigozzi. Ecco, innanzitutto questo accordo di collaborazione per noi è stato il rinnovo, perché si tratta di un rinnovo dopo una prima sperimentazione che va dal 2019, è stata molto significativa perché rispetto al primo giro coinvolge anche il Veneto, coinvolge anche il nostro territorio e quindi di questo siamo molto contenti perché in tutti questi anni che siamo a contatto con diciamo il mondo delle famiglie disagiate, ma anche diciamo, gli anziani soli piuttosto che i nuclei più fragili, ci siamo resi conto di questa povertà aggiuntiva che si aggiunge a una povertà oggettiva. Cioè queste famiglie, queste persone sono anche povere di conoscere i propri diritti, di conoscere gli strumenti e diciamo le opportunità che sono già previste, ma semplicemente per mancanza di informazione, per mancanza di conoscenza non ne usufruiscono. E di fatto questo crea un doppio svantaggio, perché poi la situazione di questi nuclei diventa ancora più difficile e quindi vanno a gravare ancora di più sui servizi sociali, andando a togliere risorse che invece potrebbero essere destinate in altro modo. Ecco, Mirella, hai perfettamente ragione. Io penso che il sindaco Conte è stato diciamo giustamente conservativo, perché si basa su dei numeri che lui ha di dati oggettivi che gli vengono dai servizi sociali, ma dal nostro osservatorio io penso che la realtà è un multiplo. Io credo che forse si potrebbe anche sfondare il numero che tu hai detto, perché già soltanto Treviso diciamo sono diverse centinaia a nostro avviso le situazioni che potrebbero, anzi senz'altro hanno necessità di avere questo tipo di intervento. Quindi io penso che questa iniziativa per tutti è fondamentale. Ecco. Poi, come tu hai detto, quando si subentrano queste difficoltà, queste vulnerabilità, a cascata, diciamo, questo si riflette su tutti gli aspetti, su tutti i membri, e quindi anche incidono diciamo sulle fasce più fragili, gli adolescenti, penso, che stanno vivendo un momento veramente critico. Quindi sono anche concorde e anzi apprezzo l'intervento della dottoressa Pigozzi, perché in qualche modo introduce al fatto, ci dà una prima risposta del perché poi ci troviamo diciamo una fascia giovanile che è in così grossa difficoltà. Grazie Valerio Delfino anche per supportare quello che dico io. I numeri sono importanti, ma siccome i numeri li abbiamo, li diamo, sono numeri esatti, sono numeri però che dovremmo far riflettere, dovrebbero far riflettere, dottoressa Pigozzi, perché se noi andiamo a vedere le grandi città, le file che ci sono per fare la spesa, questa borsa famosa della spesa, questi vestiti che vengono dati, questi oggetti, che non c'è soprattutto anche la spesa a chilometro zero, noi siamo anche fortunati, questi non hanno proprio niente, forse qualcuno dovrebbe intervenire, perché non si può far perdere la dignità a queste persone solo perché, non causa loro, ma perché hanno perso il lavoro. Quando perdi il lavoro diventa un problema enorme, specialmente poi dai 40 anni in su. Io non arrivo ai 50, dico dai 40 anni in su, perché questi sono i numeri. Eppure nessuno riflette. Non riflette, specialmente il mondo anche forse della politica, perché tanto c'è il mondo del volontariato che aiuta, che assiste,
Perciò mi tolgo un bel casino, lo dico nel vero senso della parola, perché tanto c'è qualcun altro che aiuto, io non ho problemi, basta alzare il telefono e il volontariato arriva subito. Non è un po' troppo comodo per poi dimenticarsi veramente di questo mondo del volontariato, che glielo dico io, a livello burocratico stiamo passando le pene dell'inferno, nel vero senso della parola, per i documenti che dobbiamo inoltrare, per quello che dobbiamo fare, chissà mai se li leggeranno, io mi domando, chissà mai se li leggeranno. Però intanto ci si gira da un'altra parte, e a queste famiglie chi risponde? Abbiamo sentito servizi sociali erano stati avvisati, qualcuno dice vedremo se è vero, ma naturalmente non sarà vero, qualcuno dirà sempre sì, qualcuno dirà sempre no, però intanto i ragazzi muoiono, le famiglie sono disperate e c'è una solitudine che avvolge sia la prima età che anche la terza età. Prego, dottoressa Pigozzi. Ma guardi, prima nell'intervento del sindaco ho sentito questa parola magica, bonus asilo. Allora, prendo questo per dire una cosa che secondo me è veramente importante, e cioè che bisogna davvero sostenere le famiglie proprio all'inizio dell'infanzia. Questo non solo per le famiglie e per i loro redditi naturalmente, ma anche perché i bambini crescono molto meglio se hanno fin da presto, fin da subito, fin dal nido, le dico, una struttura in cui possono confrontarsi con altri bambini. Perché quello che si diceva un po' prima, cioè è vero che internet toglie l'infanzia, ma qui abbiamo il fatto che questi milioni di figli unici non hanno neanche dei fratelli, quindi l'asilo, ma anche il nido, perché a 3 mesi il bambino, e questo è sperimentalmente sottolineato dall'Università di Losanna, ho fatto uno studio anche su questo che ho riportato in un libro che si chiama L'età dello sballo, che è uscito da poco per Rizzoli, ma quello che voglio dire è questo, che a 3 mesi il bambino già è in grado di triangolare, cioè già vede non solo la mamma, ma vede il papà e vede le figure significative, le riconosce e le cerca. Quindi noi abbiamo un'attitudine sociale, i nostri bambini hanno un'attitudine sociale che ovviamente le condizioni di vita che noi oggi abbiamo chiusi un po' nelle case, perché una donna che rimane senza lavoro che cosa fa? Resta a casa e non manda magari il bambino all'asilo perché costano, o meno ancora al nido. Quindi abbiamo bisogno invece che le donne siano supportate, che le famiglie siano supportate in questo, perché l'asilo è davvero la scuola di civiltà per un bambino. La civiltà il bambino la impara presto, se lo mettiamo in condizioni di farlo. Poi sul volontariato, assolutamente ragione, il volontariato è meraviglioso, ma deve essere al servizio delle famiglie, del territorio, delle persone, non al servizio del risparmio dello Stato, no? Quindi il volontariato è meraviglioso e va preservato, aiutato, sostenuto, ma non va, a scapito di servizi che devono essere assolutamente erogati. E ripeto, questo bonus per l'asilo e anche e soprattutto per il nido, chiediamo più nidi, perché il bambino ha bisogno di triangolare presto, ha bisogno di avere i suoi pari. Il gioco del bambino è quello che lo fa crescere. Ma non solo lo fa crescere per sé, lo fa crescere in competenze sociali, in competenze relazionali, mentre noi oggi abbiamo dei bambini e anche dei ragazzi e anche degli adulti, mi viene da dire, che non hanno affatto competenze relazionali. Allora, grazie dottoressa Pigozzi, penso che più chiari di così non si possa essere, perciò a casa riflettete su quello che ascoltate, perché ha detto delle parole importantissime che dovrebbero far riflettere qualche genitore, anche qualche nonno, dico io, anche qualche nonno. Allora, Delfino, quello che però lei è collegato da Roma con noi, ecco, come si vive in queste zone del centro-nord, in questo squallore che a volte vediamo, dove veramente non c'è un supporto reale, a parole, ma nei fatti vediamo come si comportano, cosa fanno. Ecco, io quando vedo certi rioni dove non c'è assolutamente niente, non hanno fatto neppure un asilo. Ecco, qua ritorna l'asilo, la scuola,
la biblioteca, queste cose utili per far crescere il ragazzo. Ecco, una palestra, lo sport. Eppure si critica, guarda come vivono, guarda cosa fanno, tutti spacciatori, tutti delinquenti. Ma provate voi a vivere là. Provate un ragazzino di 8-10 anni a vivere in questi contesti. E poi si cresce sempre in quel contesto. E si arriva ai 14, ai 15, poi si esce la sera e si spara. Perché? Perché si fa così. Addirittura uccido il mio migliore amico perché qualcuno me l'ha ordinato, io non posso dire di no. Ma quanta strada c'è da fare, nonostante tutta la buona volontà che noi ci mettiamo, se qualcuno, come dice la dottoressa Pigozzi, non investe sulla famiglia. E qua il problema grande. Bisogna investire sulla famiglia, ma dagli inizi che si forma la famiglia, non alla fine. Alla fine è tardi, non puoi più far prevenzione. Prego Delfino. Sì, assolutamente hai ragione, non solo appunto nelle grandi città dell'Italia del centro-nord, ma anche nei centri più piccoli, anche in certe periferie del Veneto, Padova, Treviso. Quello che tu hai detto è assolutamente corretto, nel senso che è difficile per un giovane che non ha opportunità, perché c'è una mancanza di opportunità nel suo quartiere, poter in qualche modo ha due alternative: o chiudersi in casa e rimanere praticamente carcerati in casa, come potremmo dire, senza relazioni, oppure uscire e rischiare di incontrare poi compagnie che il percorso è quello che ci si può immaginare. E allora la mia paura è che, al di là delle parole di convenienza che vengono dette da tante parti, da tante istituzioni, ci sia anche una sorta di rassegnazione, come se non si potesse far nulla. Questo è del tutto falso, perché nel nostro piccolo, per quello che noi riusciamo a vedere, abbiamo visto storie invece potremmo dire, di resurrezione. Abbiamo visto proprio in questi mesi 2 casi, ne cito 2 anche per dare la concretezza di una speranza. Un ragazzo che a 14-15 anni ha fatto cose che non doveva fare in un quartiere difficile e ha scontato la pena sociale da noi in maniera positiva, riattivando, appunto, lavorando addirittura per gli adolescenti. Oggi è un punto di riferimento, parla anche ai più giovani di droghe, è un ragazzo che si è riattivato e anche sogna di rimanere in questo percorso positivo anche come vita professionale. Un altro ragazzo invece più giovane, sempre in un quartiere difficile, che appunto ce lo segnalavano come in qualche modo gravitare in un giro di compagnie che anche erano dedite a violenze o anche spaccio. È stato recuperato e in qualche modo adesso ha scoperto la bellezza anche dell'aiutare gli altri, aiuta i bambini della scuola della pace. E così potremmo raccontare altre storie per dire che appunto se c'è l'opportunità per un'associazione di volontariato come la Comunità di Sant'Egidio, quella di riattivare in maniera positiva in certe situazioni, allora è possibile fare, però bisogna uscire un po' dalla logica delle parole, la logica delle dichiarazioni e anche entrare più nella concretezza e quindi senz'altro si fa troppo poco, questo è certo. Ecco, io vedo che c'è tanta non mi riferisco ovviamente localmente, parlo a livello generale, c'è il rischio di fare tanta dialettica così poco concreta e questo poi ne va a discapito di tante situazioni che rimangono e resteranno poi condannate a vedere questi figli che crescono in ambienti difficili, anzi poi con il rischio poi di subire anche il giudizio e trovarsi poi veramente nei guai, ed essendo da vittime anche a coloro che in qualche modo diventano gli accusati, i primi messi all'indice di una società che rischia il disfacimento. Ecco, non vorrei usare parole troppo forti, ma secondo me in certe occasioni bisogna anche dire le cose come stanno.
Abbiamo Rinaldo, ecco Rinaldo, ti ho dato la parola, vai. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Una volta noi eravamo in 7 fratelli, ma nel 48 andavo in asilo. L'asilo era una consuetudine, non era un privilegio. Andavamo tutti all'asilo da bambini, nel 48 no. Vabbè, cosa vuol dire? Vuol dire che era un altro sistema di vivere e donne non lavorava come adesso, perché non aveva la possibilità di andare a lavorare. Vabbè, non si usava neanche, ma adesso il mondo deve cambiare e donne, cosa vuol dire che va a lavorare? Per cosa va a lavorare? Perché quelli che fa un po' di ore, cioè per 100 euro al mese, e va a farsi i capelli, questo e quello, in spende su un mese, è giusto che si faccia bene, ma sta a casa, che lo Stato che dà gli assegni bei grossi, e sta a casa e si cura i fiori impara con la mamma, col papà, con quello vicino, con gli amichetti. Una volta si trovavano per i campi in 50, 100, adesso non vede più sta comunicazione. E dopo, è l'esempio che dai figli adesso, guarda la televisione, più dei omicidi, dei morti, dei truppi, di questo e di quello. Voglio dire, ormai un figlio a 8 anni è un uomo, con quello che vede delle robe, una volta. Dei fiori che hai imparato che nasceva i fiori dai cicconi, voglio dire anche massa, ma adesso gli dà una libertà e poi impara subito perché il cervello di un putello è sveglio. Grazie Rinaldo, devo andare avanti, devo andare anche in pubblicità. Comunque sei stato molto chiaro, grazie sempre. L'educazione va grazie Rinaldo, le riflessioni che fa Rinaldo, però più che parlare bisogna iniziare anche ad agire, sennò le parole arrivano fino là, bisogna avere gli strumenti e agire perché non se ne può più. Pubblicità. Siamo comunque attratti da qualcosa che ci spaventa, per poi ritornare nella realtà e sapere che lo spavento non è nulla. Via Casoni a Mogliano Veneto, la casa di Christian Serrelli e della sua famiglia si trasforma per Halloween in una macabra scena del crimine. La fettuccia gialla a delimitarla, i pupazzi animati che dotati di sensori si muovono o gridano appena di lì passa qualcuno. Qualche vecchietta si spaventa, dice il padrone di casa, ma i bambini sono entusiasti. Ho cominciato con le bambine che erano piccine, mi divertivo a truccare tutte le loro amiche facendo dei trucchi scenici da zombie, poi abbiamo incominciato ad allestire anche fuori, ogni anno compro qualcosa in più da aggiungere. Da una decina d'anni Christian addobba casa per la vigilia di Ognissanti. Halloween mi ha sempre affascinato molto, per assurdo al carnevale non mi piace. Non so perché, eppure ci si veste in maschera, invece Halloween mi piace da morire. Sarà poi che c'è l'andirivieni dei bambini per fare il dolcetto scherzetto, che vogliono entrare dentro casa per vedere i genitori che si divertono di più dei bambini. Ci ha lavorato 2 weekend, racconta, sull'allestimento di casa e giardino, una vera e propria attrazione per la zona. Halloween sta prendendo piede anche in Europa, anche se sono pochi ancora quelli che gli dedicano così grande entusiasmo. Non siamo in tanti e da alcuni siamo anche abbastanza bistrattati perché non rispettiamo le tradizioni italiane, guardiamo sempre le tradizioni degli altri, però in realtà Halloween ormai è diventata una tradizione italiana a tutti gli effetti perché viene festeggiata regolarmente. E dunque festa sia, luci accese tutta la notte di Halloween e attrazioni visibili fino alla seconda domenica di novembre per la gioia dei più piccoli e non solo. Vengono di continuo tutto il giorno a suonare il campanello perché noi siamo già fuori qua da una decina di giorni con gli allestimenti e vengono puntualmente, anzi se ritardiamo con l'allestimento ce lo vengono a chiedere: ma quando incominci a fare? Dottoressa Pigozzi, o io sono fuori di testa o qui qualcuno sta superando il limite. Io penso a quei bambini che vedono queste cose, vanno a letto alla sera
cosa può succedere nella loro mente, cosa possono vedere i traumi. Io non so se questo uomo si diverta o non si diverta. Io sono molto impressionata da quello che ho visto, glielo giuro, dottoressa, sono molto preoccupata anche. Perché questo sorriso, questo carnevale non mi piace, il carnevale non mi piace, anche se mi fa molto riflettere a mio avviso. Cosa ne pensa, dottoressa, di questi messaggi? Ecco, secondo lei sono giusti? Ormai è una festa importante, i bambini si divertono. Qualcuno parla sempre però al posto dei bambini, che è una persona adulta. Io non ho sentito i bambini che commentano e vorrei capire. Cosa ne pensa, dottoressa Pigozzi? Veramente sono contenta che ci sia lei a commentare questo video che abbiamo visto, questo filmato. Prego, dottoressa Pigozzi. Allora, guardi, penso una cosa molto semplice, cioè questa, che i bambini... ai bambini piace avere paura, no? Pensi anche ai giochetti che si fanno con i genitori o che si fanno tra di loro, no? Di spaventarsi, no? Di farsi, appunto, di spaventarsi, di travestirsi da fantasmi, cioè anche fuori da Halloween, voglio dire, no? Quindi hanno bisogno di avere un po' di paura, perché hanno bisogno di sentire quel friccicorio, in sostanza, quella specie di adrenalina. Hanno bisogno perché devono imparare un po' tutte le emozioni, no? Devono imparare a gestirle, soprattutto, devono imparare a distinguere la realtà dall'irrealtà, quindi avere paura e vestirsi da fantasmi, per dire, si sa che stiamo giocando. Ora, lei giustamente dice, però ci devono essere dei limiti, cioè tutti i giochi hanno dei limiti, hanno delle regole, hanno dei confini, no? E poi un'altra cosa che lei giustamente dice è che gli adulti parlano al posto dei bambini. Questa è una tragedia ai nostri giorni. Io, guardi, spesso vado a fare passeggiate con i cani, ci sono i bambini che si fermano per i cani, io parlo con i bambini e sembra che io vengo trattata come una molestatrice di bambini, perché rispondono i genitori al loro posto e cercano proprio di allontanare i bambini dall'altro adulto, cioè i genitori a volte vogliono proprio occupare tutta la scena della infanzia, no? E adesso non voglio giudicare certo questo signore, naturalmente, che però due cose un pochino, lei dice no, il fatto che non gli piace il carnevale, dove invece si ride e non si ha paura, e invece che è una festa importantissima, anche se anche a carnevale ci si può travestire anche da streghe, da Dracula, da personaggi che sono vicini un po' ad Halloween. Ma la cosa che mi fa pensare è proprio quando lui dice si divertono gli adulti. Quindi noi siamo di fronte, e questa è un po' la mia tesi, che la scrivo in molti libri, che siamo di fronte a una infantilizzazione della società, dove noi godiamo delle paure infantili. Che il bambino si diverta a vedere il mostro è normale. Io sono un po' contro, per esempio, quei genitori che non comprano mai storie di mostri ai bambini, ma comprano solo storie edulcorate, no? Peppa Pig e tutto quello che assomiglia a Peppa Pig, cioè dove il bambino si ritrova con un libretto che riproduce un po' la famiglia felice. Questo non va bene, il bambino ha bisogno di essere messo a confronto con un trauma che non è però reale, no? Che fa le prove generali, perché comunque i traumi nella vita arrivano. Quindi allora anche diciamo, i libri per bambini devono contenere anche un po' dei mostri, perché i mostri esistono, no? Quelli che troveranno sul web dopo qualche anno, quelli che possono trovare, no? Per strada, possono trovare. Quindi i mostri esistono, devono fare le prove generali. Però quello che non è assolutamente ammissibile, infatti io mi stavo chiedendo, ma quando smetterà questo signore? Quanti anni hanno i suoi figli? No? E poi perché i vicini aspettano? Lui non ha detto i bambini dei vicini, ma ha detto i vicini aspettano. Allora c'è un'infantilizzazione che non si può più reggere. Anche perché penso, dottoressa, poi vorrei sentire anche Valerio Delfino, quello che proprio mi spaventa è che questo uomo
fa questa cosa per i vicini, per lui, i bambini anche si divertono, ma quei bambini, dottoressa, che non sono accompagnati psicologicamente, quando tornano a casa, che non hanno quei genitori che spiegano lo scherzo, spiegano il momento di passare davanti a quella casa e di vedere queste mani, queste... Io sarei impressionata, glielo giuro, non passerei davanti, proprio mi dà fastidio, glielo dico sinceramente, mi dà fastidio, perché orrori ne vedo tutti i giorni, quelli veri forse che fanno anche più male, ma queste cose possono causare a mio avviso dei traumi a quei bambini che non sono accompagnati psicologicamente. Vediamo che genitori ci sono, che famiglie ci sono. Vediamo cosa può fare anche una brutta visione. Ecco, non riesco a capire dove si vuole andare a parare con qualcuno, ed è lecito poter fare tutto quello che si vuole? Questo io mi domando, perché se tu metti un cartello, arrivano subito i vigili, no, non puoi... È proprio lecito fare quello che si vuole, invadendo anche una privacy. Valerio Delfino, cosa ne pensi di quello che hai visto? Perché mi sembra anche come uomo, come papà, come genitore, come volontario, cosa ne pensi di questo video, questo filmato che abbiamo visto? Tenendo conto che io sono uno che non lo festeggia e anche mio figlio non lo festeggia, ma non perché gliel'abbia imposto, perché è cresciuto con me e quindi con la nostra famiglia, e quindi questo video senz'altro è un video che soprattutto mi spiace che sia stato anche pubblicizzato, perché video così, diciamo, interventi così non vanno anche... A me sono d'accordo con la dottoressa Pigozzi quando dice che il bambino ha bisogno nella sua crescita di avere momenti di paura, anche il papà, la mamma che da neonato scompaiono e compaiono improvvisamente da una porta per farlo un po' spaventare, a un Luna Park i ragazzi che cercano l'esperienza un po' più toccante. Ma la cosa grave è il messaggio che è veicolato da questa festa, che è morte per la morte, cioè un messaggio veramente di turbamento. Io cito, perché non se ne fa pubblicità, che ci sono alcune parrocchie in Italia che hanno, diciamo, da qualche anno, proprio per combattere questa dilagante diffusione di Halloween, avuto l'iniziativa, secondo me molto bella, perché ho visto veramente delle belle immagini, di fare la festa dei santi, ovvero i bambini sono mascherati da santi, da martiri, quindi ci sono anche maschere un po' forti perché sappiamo i martiri come sono andati a finire, però il messaggio che è veicolato è bello, è gioioso, è positivo, si raccontano le storie, i bambini che si travestono conoscono praticamente la storia del santo, quindi a me preoccupa tanto questo messaggio dell'horror, questo messaggio della morte che viene così piazzato in faccia davanti a tanti bambini, e come tu dicevi, Mirella, tanti non hanno poi a casa qualcuno che spieghi, qualcuno che faccia un po' riflettere, quindi sono molto negativo sulla festa di Halloween. È una mia idea personale, ovviamente, poi ovviamente la libertà di ognuno è quella di decidere cosa fare, ecco. Quindi sì, è un video secondo me da non pubblicizzare. Quello che però fa anche capire che ci sono poi degli insegnanti che erano molto perplessi di fronte a una visione del film Il bullismo. Non so se voi avete sentito qualcosa anche qua a Treviso. Poi qualcuno ha fatto marcia indietro, ha detto no, non volevamo proprio non farlo vedere, volevamo capire, i genitori si sono opposti, qualcuno ha detto, alla visione di questo film, e poi naturalmente ci mascheriamo da Halloween, ma va tutto bene, perché questo è quello che va bene, questo è quella, vedere invece quella realtà che dovresti vedere, toccare con mano, quella no, perché quella fa male, è quella mi riguarda, io non voglio, la maschera non mi riguarda, ma la realtà del bullismo mi riguarda, non la voglio vedere, non la voglio far vedere neanche a mio figlio. Ecco, questa protezione. Adesso però voglio far vedere un altro servizio alla dottoressa Pigozzi, questo nonno disperato che balla il funerale del nipote morto, una disperazione talmente grande perché lui andava a ballare con questo nipote gli diceva dai nonno, balla questa musica che mi piace tanto. Sentiamo cosa ne pensa la dottoressa Pigozzi, andiamo a vedere il nonno di Kevin.
Chiedo scusa umilmente se mi sono lasciato andare oltre la musica. La musica è amore. Io e il mio angelo custode Kevin avevamo un rapporto unico con la musica. Al mio fianco mi diceva vai, vai nonno, fallo per me, e questo è stato l'ultimo saluto. Chiede scusa, ma scuse non ne servono. Sono pochi quelli che non hanno compreso cosa abbia spinto nonno Gino Gentilina a ballare davanti al feretro la musica che il nipote quindicenne Kevin amava. Nipote perso mentre in una mattina come tante andava a scuola in Vespa. Un post su Facebook, mentre proprio su social, siti, giornali, il ballo di nonno Gino è diventato virale. Al funerale, ma anche in queste ore, gli attestati di vicinanza ai Gentilin si sono moltiplicati. Le nostre famiglie non trovano le parole per ringraziare profondamente di cuore tutti voi uniti alla nostra immane sofferenza, aggiunge Gino. La vostra vicinanza ha creato puro amore. Lo stesso sentimento che al telefono esprime il figlio Christian, papà di Kevin. Ho apprezzato, ho detto comunque a tanta gente i ringraziamenti per la loro presenza e anche per chi non c'è stato, capito? Perché tanta gente non è potuta venire, comunque sì, è stato bello, insomma. È stata la famiglia, racconta, a far partire la musica sul sagrato della chiesa di Salvatronda in omaggio al ragazzo. Abbiamo voluto noi dedicare delle musiche al figlio. Perché a lui piacevano molto questo tipo di musiche e da lì poi è nato questa improvvisazione, una cosa spontanea, capito? Quindi le cose spontanee vengono e poi giudicare non è che le avevamo programmate, capito? Una cosa spontanea che ti è venuta dal cuore, capito? E quindi ringrazio tutti, comunque anche chi che dà il conforto allora. A lei il commento, dottoressa Pigozzi. Beh, il compito è molto difficile perché da una parte è chiaro che si sente l'amore di questo nonno per questo nipote, dall'altra mi chiedo questa vicinanza nonno-nipote molto importante, quanto forse era un po' troppo, c'era un po' di un eccesso. Vede, i funerali sono dei riti che noi umani abbiamo inventato per arginare un po' la paura della morte, per raccontarci anche dove andrà il nostro caro via da noi, no? Forse in un posto migliore, no? Ci diciamo, perché così siamo anche un po' più tranquillizzati da questo. Tuttavia i riti hanno un messaggio universale, cioè io ho visto persone che ridevano ai funerali, perché una mia cara amica, il funerale del padre, me lo ricordo ancora, eravamo ragazzine, quindi era morto troppo giovane il papà, e lei rideva di un riso nervosissimo, no? Perché e tutti hanno capito che quel riso era un riso proprio di disagio, di ansia, di angoscia, era un riso di angoscia. Ecco, io devo, come dire, in qualche modo inquadrare questo ballo del nonno in un'angoscia che però ha bisogno di uscire, no? Allora, tante volte noi facciamo col corpo delle cose perché non riusciamo a trovare le parole per dire le nostre angosce, le nostre paure, le nostre sensazioni, ma anche il nostro amore. Quindi il corpo si prende l'incarico di dire per noi. Questo dire per noi del corpo a volte eccede, perché il corpo è sempre un po' un eccesso, no? rispetto a noi, a quello che vorremmo fargli fare. Dunque qui c'è, in scena si mette questa angoscia che eccede e che eccede anche il rito, che dovrebbe essere un linguaggio universale. Quindi io riesco anche a capire le persone che rimangono un po' interdette rispetto a questa cosa. Credo che non sia giusto né assolvere né condannare, no? Credo che non sia neanche giusto prendere ciò che vuole la famiglia come metro di misura di un rito che in realtà è pubblico, perché bastava guardare le centinaia di persone che c'erano. Quindi non è questo il metro. Il metro è cerchiamo di capire, no? Che cosa succede quando il corpo parla e parla appunto a volte anche un po' al limite rispetto al messaggio universale che è un rito come il funerale. Grazie veramente dottoressa Pigozzi. Come ci saluta dottoressa? Ormai il tempo è terminato, cosa ci vuole dire?
Ma io intanto vi ringrazio di avermi invitato e saluto il dottor Delfino, è stato molto interessante stare qui. Quello che vorrei fare forse un appello alle famiglie, ecco, vorrei fare un appello alle famiglie perché questi ragazzi, questi bambini, questi ragazzi hanno bisogno di stare di più con i pari. Se non stanno abbastanza con i loro pari, poi si attaccano agli altri in una maniera tossica, no? Penso per esempio all'episodio della 13enne, del 15enne che voi avete, che lei ha evocato in apertura. Penso naturalmente a Giulia e Filippo che sono state che sono un po' l'emblema, ma penso anche alla ragazza che ha seppellito i suoi neonati, cioè la tossicità che circola tra i ragazzi ha tutta una radice che è quella del non avere dimestichezza con l'alterità. Per esempio, la ragazza, no, che ha seppellito i neonati, non li ha considerati come questa, diciamo, negazione della gravidanza, no? Non c'era spazio per pensare a un altro, perché un bambino è soprattutto un altro, e quindi c'è stato un movimento di soppressione, una psicosi momentanea, possiamo dire, no? Non che la ragazza non stia bene, perché poi aveva una vita, diciamo, normale, però quello che mi sento di dire è ai genitori: come i figli passano da essere bambini a essere ragazzi, a essere giovani adulti, così noi dobbiamo passare a essere genitori dei bambini che proteggono, genitori dei ragazzi che cominciano a fare un passo indietro e lasciare il loro spazio, avendoli preparati prima alla vita, alla collettività e al discernimento etico. E poi, genitori dei giovani adulti, dobbiamo decisamente fare un passo indietro, dobbiamo lasciarli andare, dobbiamo mandarli più che possibile lontano da noi, perché noi siamo la loro droga e non ce ne rendiamo conto. E questo non li facilita assolutamente nella loro indipendenza, perché il cammino dell'uomo dalla dipendenza iniziale dalla madre, che dobbiamo sempre ringraziare perché ci tiene in vita, è un cammino che va verso l'indipendenza, e questa, o l'interdipendenza, no? Perché nessuno è mai veramente indipendente, ma questo cammino è oggi assolutamente ostacolato. Quindi lasciamo lo spazio di vita ai nostri figli, altrimenti si attaccheranno agli altri o alle sostanze come qualcosa che li tiene in vita. Grazie alla dottoressa Laura Pigozzi, è rimasta con noi da Verona, era collegata, psicologa, psicoterapeuta, perché ha detto delle cose molto importanti. Spero che abbiate ascoltato bene, perché bisogna iniziare anche a imparare a fare i genitori, fare i nonni, fare la famiglia. Grazie dottoressa Pigozzi, veramente ci sentiremo ancora, grazie. Allora grazie sentiamo lei, come ci saluta Valerio Delfino, questo uomo che ha fatto un percorso di vita con la solidarietà per aiutare il prossimo, aiutare le difficoltà, le fragilità. Come ci saluti Valerio Delfino, cosa vuoi dire? Sì, vi saluto con una bella notizia, proprio tra un paio d'ore arriverà a Treviso una famiglia appena arrivata dal Libano pochi giorni fa attraverso i corridoi umanitari. È una famiglia siriana già profuga della guerra in Siria, adesso anche col problema in Libano. Questo lo dico perché è un bel segno di accoglienza che faremo a Treviso, e spero che possa essere anche, diciamo, in qualche modo ci sia un contagio positivo. E poi anche saluto la dottoressa Pigozzi, anzi invito il pubblico a leggere la sua ultima opera, L'età dello sballo, perché a mio avviso rappresenta una riflessione importante su questo tempo. Grazie anche a Valerio Delfino. Ho sentito dottoressa Pigozzi, le ha fatto la pubblicità che lei non si è fatta. Vedete la delicatezza della dottoressa, ecco cosa vuol dire l'etica anche professionale. Perché noi lavoriamo sullo stesso problema, sugli stessi problemi, esatto. Quindi è molto importante. L'etica professionale, dottoressa Pigozzi, quanto importante è. Grazie veramente, grazie. Pubblicità. Una volta veniva 2 volte l'anno,
in aprile, in novembre, diciamo, quando col cambio delle stagioni. Adesso l'abbiamo avuta in gennaio e adesso nel giro, cioè piove, abbiamo questa situazione, ma non se ne può più, veramente, ma veramente, perché non è possibile. Ogni anno sempre di più, peggiora sempre di più. Ancora un'esondazione, ancora acqua a lambire e poi avvolgere le case per la quarta volta in pochi mesi. È un Sile da record, quello che è tracimato in diversi punti dopo oltre 2 giorni di piogge continue. La fotografia più emblematica arriva dal porticciolo di Casale sul Sile, dove la signora Franca Pavan, residente da una vita a ridosso del fiume, medita di cambiare aria. Noi abbiamo intenzione di andare via e di andare con i miei figli, perché la situazione, cioè io mi sto invecchiando, insomma, io vado ancora a lavorare, non posso andare in pensione per ora, però quando andrò in pensione penso di pensare di prendere una casa più piccola e su, alto, primo piano. In casa la famiglia Pavan ha tenuto per anni la contabilità delle esondazioni, non solo. Questa è del 2013, a maggio però, adesso siamo a ottobre e non ce l'aspettavamo, di solito è marzo, novembre. Insomma, cambia il clima e cambia anche il Sile. Di certo crescono le preoccupazioni. Onestamente ogni volta che piove ci sale l'ansia sia a tutti i sindaci, insomma, di quest'area. E ci è stato detto che però, vista la natura del fiume, che è un fiume di sorgiva, fare delle casse di espansione qui non risolverebbe il problema. Un idrometro più vicino e non solo quello di Santa Cristina aiuterebbe noi a saper prima un po' le cose, quindi per questo batto su questo discorso dell'idrometro a Casier. Voi chiedete l'attivazione di un tavolo Sile, possiamo chiamarlo così? Sì, sarebbe ideale, in modo che insomma, anche stando uniti riusciamo anche a trovare delle soluzioni in sinergia con gli altri comuni. Noi siamo ovviamente a disposizione con gli altri comuni per sederci attorno a un tavolo e per capire cosa possiamo fare, cosa possiamo condividere per garantire serenità alle nostre comunità. Non sono soltanto i sindaci però a porre e porsi interrogativi. C'è anche il contributo che si paga del consorzio di bonifica, con il quale secondo me fanno poco per evitare queste situazioni di allagamenti. Sullo sfondo un altro porticciolo, quello di Casier. Anche qui il Sile è uscito dagli argini, ma quella che sembra un'immagine suggestiva in realtà è un segnale di profondo cambiamento. Abbiamo iniziato con le fragilità, continuiamo con le fragilità, adesso il territorio fragile. Ringrazio veramente l'avvocato Stefania Golisciani, primo mandato civica, sindaco di Casale sul Sile, che lei ci mette la faccia a dare le risposte, viene, si presenta, parla e si confronta. E saluto anche Maurizio Alberton, vediamo sì che è collegato, presidente associazione Farcera di Castelfranco Veneto. Grazie veramente per migliorare la vita delle persone autistiche. Grazie Presidente Alberton di essere qua, anche a lei. Però io inizierei proprio dal Sindaco Golisciani. Cosa sta succedendo, Sindaco? Siete con una coperta cortissima, quasi tutti i sindaci, se non tutti, soprattutto siete i primi a rispondere, siete i primi che andate nei posti, però siete con le spalle al muro. Cosa fate se non avete la possibilità di investire? Perché è inutile parole, bisogna investire. Per investire e fare prevenzione ci vogliono soldi. Ecco, da là non ci piove veramente nel senso della parola, invece dovrebbe piovere proprio là, ma là non piove mai. Ecco, com'è la situazione dopo aver visto queste immagini? Si è risentita anche l'intervista che ha rilasciato. Ecco, adesso siamo al 2 novembre. Cosa dice Sindaco Golisciani? Hai praticamente detto tutto tu, nel senso che è sempre più complicato gestire determinati eventi perché le risorse economiche tendono a diminuire e poi comunque un comune deve gestire tantissimi servizi, ma anche le risorse umane, perché anche in associazioni come la Protezione Civile a livello locale non è che ci sono tantissime persone, anche il discorso dell'associazionismo che sta un po' calando è un grande problema, perché laddove non arriva il comune spesso c'è un'integrazione da parte delle associazioni locali. E in questo caso abbiamo premuto anche insieme agli altri comuni dell'Asta del Sile per avere degli incontri con le autorità competenti. Al momento appunto siamo in fase di interlocuzione anche col Genio Civile, che spesso, insomma, ultimamente ci vediamo spesso per trovare delle soluzioni che abbiano diciamo un minimo di strutturalità, e vediamo
siamo in attesa di vedere se questo ennesimo appello insomma trova terreno fertile. Eppure gli strumenti non mancano per cercare di fare prevenzione, ma sono strumenti che costano e abbiamo forse, a mio avviso, lo dico sempre, sindaco Colinciani, abbiamo troppi enti, troppe cose e nessuno ci spiega niente, non c'è trasparenza, noi paghiamo ste bollette, non sappiamo neanche cosa hanno fatto. Io l'ho detto anche al presidente Gerolimetto, forse venire 2 o 3 volte l'anno a spiegare anche queste bollette che arrivano, cosa fate, dove avete investito, in effetti mi ha dato ragione, ha detto ha ragione Mirella, dovremmo venire di più. Però io ho detto presidente, io vedo i sindaci, qualcuno della protezione civile, ma tutti questi enti dietro il sindaco non ci sono mai. Allora noi a casa diciamo, ma perché sono lasciati soli in un momento dove veramente dovrebbe esserci una squadra? Perché con tutto il rispetto che posso avere per voi sindaci, ma non siete laureati su quello che può essere, ecco, quello che si deve fare in caso di un'emergenza del genere? Cioè non ce la fate, non potete, eppure siete là con gli stivali in mezzo all'acqua, con la divisa della protezione civile, chi invece dovrebbe esserci, che è pagato, lo dico io, per questo non c'è. Viene dopo, arriva dopo. No, noi vogliamo vederli, noi vogliamo capire cosa hanno fatto, dove hanno investito, dove sono andati i soldi, perché veramente non può essere. Io capisco che c'è il cambiamento climatico, ma forse si è costruito troppo, ma forse si è costruito male dove non si doveva costruire. È inutile che ce la prendiamo sempre con questa acqua. Sì, per carità, c'è l'acqua che su un giorno piove come un anno. Sì, è vero. Ma dove abbiamo costruito? Cosa abbiamo fatto? Eppure l'urbanistica dà dei segnali molto importanti. Quasi sempre i sindaci si tengono l'urbanistica perché dai là a quello che tu vuoi fare. Eppure non viene ascoltata. Perché? Perché i piani regolatori delle volte hanno molti punti di domanda. Lei ne sa qualcosa. E soprattutto quello che vorrei capire, cosa si farà in futuro? Cosa avete, cercando anche di metterli insieme, perché bisogna fare squadra, il sindaco da là non ci piove, ognuno da solo non andrà da nessuna parte. Ma soprattutto io penso che dovete essere meno tiepidi. Voi avete i numeri dei cittadini che vi hanno eletto, siete in tanti, tantissimi, avete i cittadini dalla vostra parte, forse siete un po' troppo tiepidi, questo tepore così no, in politica fa male, sa che in politica vince chi urla più forte e chi purtroppo cara sindaca funziona così, non c'è niente, i numeri sono numeri, basta vedere gli agricoltori quando sono scesi hanno cambiato perché hanno visto i numeri, voi avete i numeri invece, prego sindaco. Sì, in realtà come ti dicevo prima c'è un dialogo costante con tutti gli altri sindaci dell'Asta del Sile, su questo insomma devo dare atto che c'è disponibilità, c'è coesione e gli enti competenti effettivamente noi siamo lanciati in questo discorso della protezione civile appena veniamo eletto, facciamo corsi su corsi, però non è che tutti abbiamo le stesse competenze, magari c'è, non so quanti ingegneri idraulici fanno i sindaci, penso pochissimi, quindi alcuni diciamo hanno competenze di base che riescono insomma ad entrare prima nella materia, altri meno, quindi non è semplice. Capisco che un tema come la protezione civile sia affidato al primo livello di governo, cioè nel senso che noi siamo i primi ed è giusto che sia così perché siamo il primo riferimento della popolazione, però è una materia complessa con grandissime responsabilità perché c'è una montagna di responsabilità sulle spalle dei sindaci in caso appunto di questi eventi e in caso di protezione civile e forse una struttura un po' più vicina, un po' più capillare sarebbe il caso di realizzarla perché non si può chiedere ai sindaci di intervenire, soprattutto è cambiata la situazione perché come abbiamo visto c'è un insieme di cause che, almeno da quanto mi hanno spiegato, per questo tipo di eventi, però io parlo per il mio comune, eventi che prima si verificavano 1 o 2 volte, ora sono raddoppiati, siamo già alla 4ª esondazione del Sile, quindi... Capite che non possono più essere lasciati soli. Abbiamo Michelle da Cittadella. Ciao Michelle. Ciao Mirella. Ciao. Buongiorno. Prego, prego. Volevo ringraziarla. Prego Michelle. Adesso la sento. Volevo ringraziarla
per quello che mi fa avere ogni settimana, no? Cara Michelle, quello che si può si fa. È una squadra che funziona, non è Mirella, è una squadra che funziona. Questa grande famiglia di Sveglia Veneti che mi dà la possibilità di aiutare. Grazie Michelle, un abbraccio, grazie della telefonata, grazie veramente. Anche il signore che me la porta è molto gentile. Cara, è la povertà che inizia ad avere dei numeri importanti e soprattutto questo ascolto alle persone, alle fragilità dovuto. Io forse ascolto troppo e questo dà fastidio a molti, ma non importa, io vado avanti, problemi zero, perché la povertà deve dare risposte subito, immediate, non è che puoi ripassare, devi esserci sul pezzo subito, lei lo sa. Sindaco, sa cosa vuol dire fragilità. Saluto anche veramente Maurizio Alberton, Presidente Associazione Farcela. Allora Presidente, cosa dice questa fragilità che si sente? Io tutte le mattine, non solo in diretta ma anche sui telefonini, su qualsiasi incontro che faccio, ecco, vedo queste fragilità che non hanno ascolto purtroppo. Prego Alberton. Buongiorno a tutti, intanto vi saluto dalla nostra nuova palestra a Castelfranco Veneto, palestra dell'associazione, poi magari vi spiego cos'è sta palestra. Allora, per le fragilità noi siamo in prima linea perché appunto abbiamo dei ragazzi e delle ragazze, veramente il termine fragile è proprio, cade proprio a pennello. Noi ci stiamo dando da fare come associazione, coinvolgendo anche altre associazioni del territorio per riuscire a dare delle risposte dove magari la politica o gli organi competenti magari sono un po' in ritardo, quindi cerchiamo di spronare dando noi per primi la dimostrazione che le cose si possono fare e poi a ruota ci seguono anche loro. Ad esempio abbiamo avuto anche la possibilità di partecipare a un bando del PNRR che appunto, se volete vi faccio vedere una cosa veloce. Ecco qua, questa è la nostra palestra dell'abitare, quindi noi abbiamo acquistato una casa grazie alla donazione dei bambini delle fate, grazie poi anche a donazioni di persone che ci vogliono bene. Abbiamo acquistato questa casa, l'abbiamo ristrutturata e attualmente abbiamo 6 posti letto dove stiamo addestrando, tra virgolette, i nostri ragazzi ad raggiungere un grado di autonomia sufficiente per non essere sempre completamente a carico dei familiari o di chi poi sostituirà i familiari. Questo è quello che noi stiamo facendo per questo tipo di fragilità. Poi per altre fragilità, soprattutto per quanto riguarda gli anziani, io sono anch'io un po' coinvolto perché anche per il lavoro che facevo prima di andare in pensione mi occupavo spesso dei problemi di anziani e persone fragili, ecco, tutto qua. Quindi noi ci diamo da fare, poi speriamo che tutto il mondo ci segua. Allora, quello che però vorrei capire anche col sindaco Golisciani, che forse dobbiamo anche capire chi c'è nel territorio e cosa fa, perché se tutti facciamo tutto, alla fine troviamo l'anziano morto in casa, perché non abbiamo il nome, il cognome, l'indirizzo, perché c'è la privacy, dove vogliono la mettono, dove veramente non servirebbe e invece ce la mettono, e dove serve non la mettono. Quello che il mio rammarico è che purtroppo abbiamo dei numeri che dovrebbero far riflettere, cioè i servizi sociali come sono strutturati non funzionano, non c'è niente da fare, anche se dovessero funzionare qualcosa, ma i numeri non ci sono troppo pochi rispetto alla richiesta che c'è. E la persona va al servizio sociale se ci arriva. Qui c'è anche una cultura che prima di arrivare al servizio sociale hai voglia, perché non si era abituati, si stava bene. Io quando sento quell'imprenditore che dice ma dove sono i 6 milioni di poveri? Forse sono quelli sul divano che prendono il reddito di cittadinanza. Io ho detto questo non ha capito niente, che i 6 milioni di poveri sono anche famiglie che lavorano tutte e due e non riescono ad arrivare a fine mese. Capisce che i numeri sono numeri e non li puoi contestare se non li conosci.
Il problema è capire come si può fare, perché siamo troppo divisi, siamo tanti ma tutti divisi, poi abbiamo le associazioni che fanno parte dei cerchi magici, anche politici, e allora quelle hanno tutto, riescono a trovare tutto, sempre, non sa come mai, ma quelle non c'è nessun problema. Il problema sono gli altri. Quelli invisibili che lavorano tutti i giorni, completamente, che danno veramente il massimo, e quelli magari li vogliamo anche mandare a fare formazione, non so di cosa a un certo punto, perché questo dico, Sindaco, capire chi siamo e cosa facciamo, perché se tutti facciamo tutto, vedo io che bisogna fare gli stage di formazione, no, vediamo e dividiamo per fasce. Cosa ne pensa, Sindaco, di questa? Ormai è un appello che faccio, cercare di capire chi fa cosa. Prego, sì. No, questo è sicuramente importante, perché per avere una rete che funzioni bisogna che ognuna abbia le proprie competenze, altrimenti si rischia di avere delle sovrapposizioni che non servono e non sono utili a nessuno. Fortunatamente a Casale i servizi sociali li abbiamo potenziati con l'arrivo di un'altra assistente sociale non molto tempo fa, un annetto fa, e cerchiamo ora la nostra idea sarebbe di aggiungerne un'altra. Il problema è che a quanto pare, non sappiamo ancora, il governo forse bloccherà le nuove assunzioni, quindi vediamo un attimo. Perché ne ha bisogno? Beh sì, ne abbiamo bisogno, e quindi insomma il discorso è che forse la parte del sociale è meno sentita nell'ambito, diciamo, politico, che se mi permetto di dire, forse spesso un sindaco viene rieletto sulla base di quante marciapiedi o quante buche riesce a coprire, invece non è così, cioè la mia idea è esattamente il contrario, cioè forse va guardato più l'ambito sociale, che forse fa meno rumore a livello di che ne so, risonanza rispetto a un immobile, esatto, perché non hai l'immobile che hai costruito, la strada che hai riparato, ma hai riparato le persone, hai dato un senso di rinascita e dignità sociale, secondo me quello è più importante. Mario da Belluno, ciao Mario. Buongiorno Mirella, dunque paradossalmente anche se a tutto ci sia un perché, siamo sintonizzati sulle stesse frequenze, nel senso che ho telefonato forse un'ora fa ad un'altra rete che faccia parte del vostro di Media Nord-Est, diciamo, dove un ospite si sia espresso chiedendosi quali fossero le soluzioni ad un certo problema, ed io in diretta avessi chiesto: ma scusi, lei chiede in televisione quali siano le soluzioni a noi altri a casa? Voglio dire, le soluzioni dovrebbero trovarle i politici, e lui tra l'altro era un politico, e ho sentito che anche voi vi stiate chiedendo chi dovesse fare cosa, e voi almeno ci permettete di telefonare da casa, ma per esempio la RAI e Mediaset non fanno questo, e dunque mi chieda, cioè, che genere di informazione sia quella che ci offrono. E diciamo che sono un po' troppe le cose che vorrei raccontarvi, ed una telefonata sia un po' riduttiva allo scopo, però voglio quantunque cogliere l'opportunità che mi offriste nonostante tutto per farlo. Mi sono scritto 2 cose, io sono solito scrivere, perché secondo me parlare non serve a niente, perché va a finire che si sventolino solo ai 4 venti quello che si pensi, e quindi è meglio scrivere una cosa e poi magari leggerla. Dunque ho scritto queste 2 righe, le ho scritte stamattina alle 10:18, quindi neanche tanto tempo fa. Allora, ho potuto spesso realizzare, seguendo le reti del vostro comune denominatore, noto mi pare come Media Nord-Est, che tra le righe i messaggi che comunicate a volte assumono davvero uno spessore notevole, anche se alla stessa stregua non si possa fare a meno di dire anche che in buona fede siate anche voi schiavi ancora di un sistema insostenibile, in buona fede anche lui, ma nonostante tutto. Anche se questo non pregiudichi tuttavia che non possiamo alla stessa stregua costruire insieme qualcosa di più che non sai darmi tu, come dica una canzone, alla fine della fiera dell'Est, come dica un'altra, anche in virtù di che già ci permettiate di telefonare in diretta, e quindi, morale della favola, complimenti per le vostre trasmissioni, come che auspichi di risentirci quanto prima, in virtù di che mi abbiate anche chiesto allo scopo un contatto telefonico per approfondire nel merito del messaggio che avessi posto alla vostra attenzione nell'ultima telefonata intercorsa tra di noi proprio oggi. Ecco, non so se siate riusciti a seguire quello che vi abbia appena detto, come detto sono troppe le cose che vorrei dire, e spero di poter poi approfondire, diciamo, in privato, in modo che si possa parlarne in diretta, insomma, più plausibilmente, ecco. Va bene Mario, ti sentirò, grazie per quello che hai detto. Io cerco di, almeno nella mia trasmissione,
di avere la massima trasparenza, di far passare le telefonate che riescono a passare, a prendere la linea. Noi non abbiamo filtri, delle volte purtroppo cade la linea, è un po' un problema prendere la linea, i centralini delle volte non dipende proprio da noi se non passano, ma purtroppo abbiamo una connessione, mi collego con l'Australia, arrivo su a Giavra del Montello e non riesco a collegarmi, perciò va detto anche questo, che qualcuno riesca a capire invece l'importanza anche della connessione che non abbiamo ancora. Però quello che dice Mario io non lo condivido in parte, sai Mario, perché bisogna parlare invece, perché quello che ci ha ucciso, specialmente il grande ricco ex nord-est, è stato il silenzio. Questo mi novò combatta, non mi intrigo, non parlo, sto zitta, mi chiudo e dopo è successo perché qualcuno ha cavalcato questo silenzio e guarda dove siamo finiti. Siamo finiti in un mare di guai, siamo finiti che qua nel ricco ex nord-est abbiamo imprenditori che non sono più imprenditori, abbiamo perso gli artigiani, i commercianti sono con la canna da gas, non ce la fanno più, basta vedere i negozi sfitti che ci sono, ecco l'aumento delle materie prime che non si riesce più a capire dove si andrà a parare anche con la spesa, queste bollette che aumentano, queste accise, tutti prima di andare veramente in politica oppure al governo di faremo, c'è sempre lo zio Remo, alla fine poi cominciano a togliere. Quello che non riusciamo a togliere, come mai per noi poveri cristi non ci sono mai soldi, per i sindaci mai, ma per le armi ce ne sono sempre tantissimi. Uno bussa e si apre un mondo enorme. Siamo il paese che ha il più grande paese di produttori di armi, se qualcuno non lo sa ve lo dico io, il più grande, perciò capite che quando vanno a bussare dal sindaco e il sindaco dice non ce la faccio, non riesco, ecco forse questo sindaco dovrebbe chiedere a qualcuno ma cosa ci fai là? Cosa ci fai là? Se non mi dai la possibilità di veramente di aiutare queste fragilità che sono veramente tante. Io non so se non ci fosse stato il mondo del volontariato in tutti questi anni, dell'associazionismo, cosa sarebbe successo? Veramente me lo domando. Avete visto anche in Spagna i primi a muoversi chi sono? Ecco, sono queste persone, questi ragazzi, avete visto i ragazzi? Che partono, non sanno dove, non sanno come, non sanno cosa faranno, ma ci sono però, ci sono e sono i primi che vede. Voi vedete i politici con gli stivali? No, li vedete voi? No, vediamo i sindaci. No, veramente no, perché bisogna anche dire queste cose. Ce l'ho in ufficio per ogni eventualità. Ecco, vediamo chi sono questi che si mettono gli stivali, ecco, che vanno a cercare di capire, ma veramente sono disperati perché sanno che non potranno rispondere veramente a queste esigenze, perché non ce la fanno. Prego, sindaco, no, perché bisogna anche dirle ste robe, Beh sì, come dicevo prima, però il mondo dell'associazionismo ha bisogno di una mano. In questi casi magari più eclatanti noi troviamo appunto tanti ragazzi e veramente lodevole quello che fanno, che partono e vanno ad aiutare. È vero che anche lì però ci vuole una regia. Il problema è che quando manca la regia, anche questi volontari vanno allo sbaraglio, quindi anche lì è necessario che vengano coordinati e quello è un po' un problema perché come dicevamo prima a volte si ha una sovrapposizione e non si capisce bene chi fa cosa. Quello è il problema, e qui qualcuno ci naviga. Allora, quello che però vorrei anche capire, sindaco Golisciani, cosa farete in futuro perché sta arrivando l'inverno, l'autunno-inverno. Ecco, abbiamo sentito gli esperti che dicono attenzione, attenzione perché dopo Gran Caldi ci saranno momenti veramente preoccupanti. Ecco, cosa pensate di fare? Come vi state muovendo anche tra sindaci? Ecco, a chi chiederete veramente di intervenire, di darvi la possibilità di mettere a riparo? Ecco, perché ci sono le possibilità di mettere a riparo certe zone, bisogna anche capire però con gli addetti ai lavori chi sono e cosa fanno. Prego. Sì, diciamo che ci sono un po' due fronti sul quale intervenire. Da un lato con gli enti competenti e come dicevo prima siamo in stretto contatto con il Genio Civile e ci sono delle proposte progettuali che stiamo vagliando. Dall'altro c'è un dialogo costante con i comuni vicini, i comuni limitrofi che hanno praticamente delle problematiche uguali e poi c'è anche un intervento sui fossati, nel senso che anche un po' i privati ci devono dare una mano perché noi stiamo intervenendo con le risorse che abbiamo, che non sono tantissime, su alcuni
fossati, però ce ne sono alcuni che sono privati, alcuni che sono a metà tra privati e pubblici, e anche i privati si devono dare una mano, anche loro devono fare la loro parte nel pulirsi la loro parte di fossato, perché altrimenti abbiamo un grosso problema. Io non ho ancora adottato un'ordinanza come altri sindaci, perché c'è un regolamento, non c'è bisogno di fare l'ordinanza, c'è il regolamento che prevede che i fossati vanno puliti, però io chiedo una mano ai privati perché so che comunque sono sensibili, e quindi è il caso che anche loro si attivino per fare la loro parte. Vede Sindaco, io sono convinta che se ritornassimo a fare i comitati di quartiere, che sono stati eliminati perché avevano troppi no, diceva qualcuno, invece era gente che voleva capire. Allora, se lei iniziasse a fare questo assieme ai sindaci, dove riunisce questi cittadini che vogliono fare il bene della comunità. Ma in realtà noi ce l'abbiamo, cioè nel senso perfetto. Noi abbiamo un qualcosa di similare. Aspetti, però attorno a questo tutti i consorzi, quelli che si occupano di questo, in maniera che spiegano al cittadino cosa fanno loro e cosa deve fare il cittadino, perché il cittadino viene coinvolto dopo, mai prima, ma la prevenzione si deve fare prima. Allora se attorno a questo tavolo si riuniscono quelle persone che devono fare, che noi paghiamo le bollette e non sappiamo niente, il cittadino che deve capire che fin là arriva il sindaco con questi consorzi, con questi enti, poi deve intervenire anche lui, sennò arriverà la sanzione, perché funziona così, forse qualcuno riesce a capire. Il problema è che, ecco, brancoliamo nella nebbia, siccome siamo in Valpadana, noi abbiamo sempre allora il cittadino attivo comincia a chiamare un numero perché vede sporco, e gli dice no, non è compito mio, deve chiamare un altro ente. No, sei tu che devi chiamare l'altro ente, che sai chi è l'ente, non è il cittadino. Il cittadino fa la segnalazione a un ente, è l'ente che deve fare un altro passaggio, non il cittadino che poi schiaccia uno, schiaccia due, schiaccia tre, il quarto dice va va remengono, foppi niente, chi si arrangia tutti. Perché questo coinvolge il cittadino è coinvolto, ma deve capire, non è possibile che noi non riusciamo mai a capire niente, non sapere niente. Io invito qua i presidenti, i consorzi, che quando spiegano vedo a casa che riescono a capire e dicono ha ragione, faremo, ma bisogna spiegare le cose, bisogna avere trasparenza su quello che si deve fare, non lasciare in ultima, ecco ci sono, colpa del cittadino. No, il cerino va passato forse a qualcun altro che doveva informare, doveva fare prevenzione. Non è possibile, abbiamo sentito in Spagna cosa dicono i cittadini, dicono la verità. E noi non sapevamo niente, tutto in ritardo arriva, ma come nel 2024 che andiamo a fare i giretti nella Luna si arriva in ritardo su un'emergenza, ma non esiste. Prego Sindaco. No, allora il discorso del comitato di quartiere, in realtà noi abbiamo una cosa simile, non è un comitato di quartiere forse perché all'epoca il comitato di quartiere c'era un po' di ingerenza politica e quindi noi questo l'abbiamo voluto eliminare. Noi abbiamo dei laboratori di cittadinanza, abbiamo diviso il territorio in 8 laboratori di cittadinanza e ciclicamente almeno una volta all'anno ci incontriamo con i cittadini. Il problema è che quelli che vengono sono sempre di meno, perché il cittadino o un po' è sfiduciato, un po' le necessità della vita quotidiana comunque escono in pochi e quindi in pochi vengono alle riunioni, e noi cerchiamo di dare in quell'occasione tutte le informazioni che sono del comune e loro ovviamente ci riportano le problematiche del territorio, del quartiere. Noi cerchiamo ovviamente di andare incontro a quello che riusciamo a fare, e in alcune occasioni abbiamo fatto anche delle serate con gli enti competenti, sicuramente su alcune tematiche da riprendere perché sono diventate di grande attualità, e quindi sicuramente da questo punto di vista faremo delle assemblee pubbliche con tutti i laboratori riuniti su tematiche come ad esempio questa delle problematiche climatiche. Se al cittadino viene data l'informazione, vieni che ti spiego la bolletta che paghi, ecco, di quel consorzio, sì. Forse il cittadino arriva perché ha piacere di capire, perché quando lo tocchi nel portafoglio il cittadino risponde. Nadia, ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Niente, volevo dire del Sile. Allora, non c'è parco del Sile, adesso è diventato regionale. Dovrebbero essere loro a guardare tutto il percorso del fiume, non a dare le responsabilità ai sindaci. Se il Sile è uno, c'è l'ente Parco Sile, dovrebbero essere loro. No, le rive sono del demanium.
Il letto del SILE fa parte di un altro ente. Le alzaie altro. Ma tutti questi enti che paghiamo cosa fanno? Grazie, arrivederci e buona giornata. Cara Nadia, è quello, vedi, è il supporto del cittadino, quello che dice la Mirella, perché la Mirella si confronta con i cittadini, perciò non si inventa le cose che dice, ma è quello che sente per strada, che la fermano o mi telefono e dicono: Mirella, adesso cosa faccio? Nadia ha detto c'è un albero enorme nel SILE caduto, vorrei capire a chi è di competenza, perché se Nadia comincia a telefonare, ecco qua il cerino che passa, non dipende da me, dipende da un altro. Alla fine invece l'ente deve prendersi cura di questa testimonianza, di questa persona che è un cittadino, che è cittadino attivo, e fa questa comunicazione. Perciò ti ringrazio veramente Nadia. È conoscere il sindaco, la gente ha piacere di capire chi fa cosa, ma è così difficile a mettere tutti insieme magari 2 o 3 volte all'anno, non una volta all'anno, 2 o 3 volte all'anno, magari ogni 6 mesi o anche 2 volte, a capire cosa si è fatto nel territorio, cosa si è speso, dove si è investito. E alla fine sono soldi pubblici, sono soldi dei cittadini. Questi, cioè non sono volontari questi consorzi, si pagano, e non mi sembra che abbiano dei stipendi proprio bassi. Lei sorride perché io li so, se ve li dico è meglio di no, è meglio non dirli, perché veramente sennò vi arrabbiate ancora di più. Però la trasparenza sì, quella deve essere fatta. Prego sindaco. No, come dicevo, noi sindaci ci mettiamo sempre la faccia, perché banalmente io faccio questa riunione almeno una volta al mese con tutti i cittadini, quelli che escono e vengono, perché poi noi i mezzi di comunicazione cerchiamo di svilupparli al massimo, ma poi ognuno ovviamente si organizza in base a quella che è la propria vita, quindi io anche vorrei che i cittadini partecipassero di più per avere proprio più informazioni e non cadere in errore. Però non è semplice, perché si tratta di uscire magari 8 volte di seguito in un'unica settimana, però è l'impegno che ci siamo assunti e lo dobbiamo fare. Direi appunto che per il caso della signora ha ragione, cioè nel senso che sul SILE ci sono varie competenze. È ovvio che di solito noi recepiamo tutte le indicazioni che vengono dai cittadini. Quando un cittadino ha una problematica anche inerente al SILE o appunto alla Greenway, noi comunque comunica al comune, poi noi ci impegniamo a mandare ai vari enti, quindi noi questo lo facciamo in default. Da dire che però per esempio ci sono enti, e in questo caso si faceva riferimento al Parco del SILE, che forse sono sottodimensionati rispetto a quello che devono gestire, cioè sono in pochi rispetto a tutto quello che hanno da gestire, cioè la Greenway. Se lo dice lei non l'abbiamo mai sentito, sì, sono in pochi. Sono in pochi. Voi l'avete mai, noi paghiamo, e chi paga? Paghi, però non sai. Lei sta dicendo: guardate che sono in pochi, avrebbero bisogno di più supporto. Ma allora io mi domando, qualcuno ci spiega come funziona, che numeri ci sono, chi sono all'interno di questi consorzi? Allora sentiamo anche cosa ne pensa Alberto, perché questa associazione farcela vuol dire resilienza, perché alla fine farcela, resilienza. Quante uscite fatte all'anno per farcela, Presidente Alberton? Scusi, non ho capito. Quante uscite fate per farcela dall'inizio dell'anno alla fine? Perché vogliamo anche capire che numeri avete, cosa fate. Allora, noi al momento abbiamo 70 famiglie iscritte, ma gravitano attorno a noi praticamente un centinaio di persone tra volontari e tutto quello, associati, famiglie, eccetera. Noi adesso abbiamo in piedi questa palestra dell'abitare, abitazione inclusiva, dove ci sono 6 posti letto. I ragazzi hanno già iniziato dei percorsi di autonomia e facciamo anche delle autonomie al di fuori di questa abitazione, che abbiamo ristrutturato in tempo record. In meno di un anno abbiamo messo in piedi questa splendida abitazione, fatta con tutte le cose, con tutti diciamo i crismi richiesti, tipo la domotica, eccetera. Quindi sì, ho capito, ma questo l'abbiamo già detto prima. Ma cosa fanno questo centinaio di persone che avete al vostro fianco? Cioè, oltre alla casa, cosa fate? Perché sembra solo che ci sia la palestra e la casa. Cosa fate voi di concreto poi, Presidente? Allora, di concreto noi abbiamo una squadra di basket iscritta allo Special Olympics, quindi parliamo di basket.
Abbiamo un corso di nuoto che al momento è sospeso perché la piscina di Castelfranco praticamente ha avuto un problema, è venuto giù un soffitto, quindi al momento è chiusa. Poi abbiamo un progetto che i ragazzi vanno a cavalcare. Poi abbiamo un altro progetto che è il laboratorio di teatro, che è il primo progetto che abbiamo Ma è un progetto, messo in piedi. Una cosa già che si fa, Presidente? Allora, è un progetto che continua, il laboratorio di teatro, noi facciamo spettacoli per scuole, facciamo spettacoli un po' in giro dappertutto, abbiamo lo spettacolo principale che facciamo all'Accademia di Castelfranco Veneto, che quest'anno ha avuto un successo strepitoso. Le scuole ci invitano, fanno un po' la fila per avere i nostri ragazzi a fare gli spettacoli, e questo è bellissimo, è un'integrazione, ci sono ragazzi dei nostri, ci sono dei volontari, poi facciamo partecipare anche i ragazzi a questo progetto. Quando è nata poi questa associazione, Presidente? Sì, mi dica. Quando è nata questa associazione Farcela? Più di 20 anni fa. Ma dai? E siete usciti poi alla fine, perché io non vi ho mai sentito. Siamo anni nel territorio. Sì, allora prima, ma scusa Presidente, molto quando vecchi siete partiti, come siete, perché vogliamo anche capire la storia delle associazioni, perché la fine l'abbiamo capita, ma come siete partiti all'inizio, cosa facevate? Perché sennò non riusciamo a capire, perché è tutto sport, prego. Benissimo. No, la maggioranza delle associazioni parte così: ci sono delle famiglie che condividono un problema, che hanno lo stesso problema e iniziano a condividerlo fra di loro. Cioè, cosa stai facendo tu con tuo figlio o con tua figlia per migliorare la sua l'autismo, vita? Allora? Autismo, Down, tutte queste disabilità in genere. Ecco. Poi ci sono trovate un po' di famiglie che si incontravano una volta alla settimana in una e da lì e poi si è passati a dire ok, facciamo un'associazione, e abbiamo messo in piedi questa associazione di famiglie. Io sono entrato successivamente, però è stato fatto anche uno statuto, perché poi l'associazione viene finanziata in maniera molto importante dai bambini delle fate o da aziende che ci sostengono, e tutto quello che stiamo facendo lo facciamo perché abbiamo dei sostenitori molto buoni, molto bravi, eccezionali per noi, e così si iniziano a fare dei progetti. L'esempio eclatante: quando io mi sono accorto del problema in famiglia di mio figlio, quindi in 6 anni, quindi ci si accorge di solito 2 anni, 3, 4 anni. Calcoli che quando avevo 5, quando lui aveva 5-6 anni non c'era nulla per mio figlio, cioè non c'era una cosa, non poteva fare il GREST, non poteva fare tutte queste cose qua, e come associazione noi abbiamo iniziato a fare i centri estivi con la piscina, eccetera, che vedo delle immagini che scorrono, e quindi tutto quello che è stato fatto per dare delle opportunità ai nostri ragazzi che possono essere uguali a quelle che hanno tutti gli altri ragazzi. Adesso abbiamo capito finalmente, perché eravamo tutti concentrati sulla casa, adesso invece abbiamo capito la storia di Farcela. Devo correre adesso perché quello è l'arrivo, sono in ritardo. Prego. Sì, abbiamo capito, Presidente, che associazione è Farcela. Allora andiamo a vedere anche questa coppia sdebitata, azienda metalmeccanica. Andiamo a sentire poi cosa ha detto il sindaco, e poi è qui in presenza, sentiremo il commento. Andiamo a vedere questo video e questa intervista. Decisione storica del Tribunale di Treviso, concesso a una coppia di anziani coniugi di Casale sul Sile l'azzeramento di un debito da oltre €500.000, dovuto all'obbligo di pagare canoni di leasing rimasto insoddisfatto dopo che i due sono usciti dalla società. La coppia era socia infatti di un'attività di carpenteria metallica illimitatamente responsabile, ora passata in gestione al figlio. Le difficoltà economiche aggravate dalle condizioni precarie di salute della moglie hanno portato i coniugi a rivolgersi all'organismo
dell'organismo di composizione della crisi di Rialziamoci Italia Treviso, che grazie al supporto del Comune di Casale sul Sile ha assistito gli anziani nella procedura. L'azzeramento è stato possibile ricorrendo al codice della crisi, legge denominata anche norma antisuicidi, che permette di annullare debiti a soggetti incapienti ritenuti meritevoli secondo i criteri stabiliti. È la prima decisione di questo tipo approvata dal Tribunale di Treviso. A livello nazionale, invece, ne sono state concesse circa una quarantina. Per la coppia di anziani è stato fondamentale l'aiuto dell'organismo di composizione della crisi e il sostegno del Comune di Casale, che ha permesso ai coniugi di sostenere le spese di avvio della pratica. Intervenuta sulla questione anche la sindaca Stefania Golisciani. La sentenza del Tribunale di Treviso rappresenta un segnale di speranza per tutte le famiglie in difficoltà che desiderano una seconda opportunità, grazie ad una norma che consente di trasformare situazioni disperate in storie di rinascita e ripartenza. Allora, Sindaco Golisciani, intanto complimenti, una vittoria molto importante. Pensate a queste fragilità, perché veramente si commuove. Sì, avete visto? Perché veramente è così, quando ci credi riesci ad aiutare le fragilità. Pensate per queste due persone cosa vuol dire, ecco, togliersi questo magone, questo peso enorme, a una certa età poi diventa ancora più pesante. Sì. Ecco, veramente io faccio i complimenti a questo Sindaco per la sensibilità che ha avuto per affrontare questo tema così delicato. Com'è andata allora, Sindaco? Perché si è deciso che bisogna aiutare? Allora, no, come dicevo prima, cioè, alla fine bisogna capire che aiutare le persone è fondamentale, perché è quello il compito che noi abbiamo. Sì, migliorare strutturalmente tutto, ma quello è una cosa che qualsiasi sindaco può fare, ma aiutare le persone in un dato momento storico è cruciale per noi. In questo caso la norma che è stata applicata è la norma antisuicidi e non è un nome a caso, perché avere due persone anziane di una certa età con un carico anche di vissuto particolare, perché si trattava di una persona anziana da moglie anche con alcune problematiche di salute, una pensione minima, che si sono trovati senza colpa, perché ovviamente la norma aiuta dei soggetti che hanno determinate condizioni, altrimenti poi c'è l'altro lato della medaglia che qualcuno se ne potrebbe approfittare. Quindi dei soggetti che oggettivamente si sono trovati in difficoltà e non riuscivano ad andare avanti. Da questo punto di vista noi già li assistavamo, diciamo, prima, poi successivamente, grazie anche alla capacità degli assistenti sociali. Ecco perché io insisto sul discorso di consentire ai comuni di poter ampliare e assumere almeno in determinati ambiti, perché grazie anche agli assistenti sociali che hanno indirizzato la coppia verso l'organismo di composizione della crisi, in questo caso era Rialziamoci Italia di Treviso, e siamo riusciti ad arrivare a questo risultato storico. Perché gli uffici sono importanti? Perché hanno convinto anche noi, cioè nel senso loro ci hanno rappresentato il caso e poi noi in giunta abbiamo detto ok, diamo questo contributo per avviare questo tipo di procedura. Quindi la formazione e la capacità dei servizi sociali è fondamentale per aiutare le persone. È fondamentale anche perché è l'ascolto che manca. Io non so, ma mi sembra che dobbiamo iniziare ad ascoltare, perché non si può sempre delegare qualcun altro. Perché loro si rivolgono al sindaco? Perché è l'unica persona con il quale si possono confrontare, anche se un uomo almeno ti ha ascoltato. È questo il problema dell'ascolto. Mi sembra che tutti quanti siano orientati in campagna elettorale, perché di ascolti se ne fanno veramente pochi. Se io penso a tutte le difficoltà che noi incontriamo nel mondo del volontariato tutti i giorni, e questo fa molto male, perché la prevenzione si fa con i mezzi e i mezzi cominciano a mancare i volontari, cominciano a mancare le associazioni di volontariato, hanno deposto le armi, quelle piccoline, quelle che erano il cuore pulsante dell'associazionismo, perché non ce la possono fare. Tu non puoi fare volontariato col commercialista, con l'avvocato, ecco, con una serie di impiegati per risolvere i problemi burocratici che qualcuno non vuole risolvere. Questo non è più volontariato. Allora, se vogliono che diventiamo cooperative, basta che ce lo dicono. Ecco, non è possibile avere delle associazioni, ecco, che dovrebbero nel territorio fare questo, mettere insieme delle associazioni e fanno qualcos'altro, non fanno questo, siamo divisi, non ci conosciamo neppure tra di noi, qualcuno fa sempre qualcosa per la propria visibilità invece di unire le associazioni, e questo fa molto male, perché poi non riusciamo ad arrivare alle fragilità e perdiamo i volontari. Quanti ne ha perso anche lei, che non sono più riusciti
veramente a dire basta, non ce la faccio più, non riesco. Ecco, perché si sono accaniti col mondo del volontariato? Questo volontariato che è premiato pochissimo, danno premi a chiunque, il mondo del volontariato è sempre molto lontano, poco, oppure devi fare parte dei cerchi magici. Pensate invece quanti volontari ci sarebbero da premiare, che da anni e anni, non pensate al sottoscritto, alle associazioni, ma pensate a quelli che invito qua, che dicono quello che fanno e non sono ascoltati, non sono sentite, perché non hanno avuto la fortuna di incontrare qualcuno di potente anche economicamente e perciò non ce la fanno ad andare avanti. E soprattutto la burocrazia, questa burocrazia che invece di diminuire aumenta. Cosa dice il sindaco? Sì, no, su questo è proprio un punto dolente. Facciamo un esempio pratico, anche nelle associazioni sportive, che in realtà non fanno solo sport, fanno anche un qualcosa di sociale, perché animano un territorio e levano i ragazzi dalla strada. Quindi gli danno un obiettivo, gli danno anche un'educazione a determinati valori, perché lo sport è educativo. Si sono trovati con la riforma dello sport a degli adempimenti che sono incredibili. Io ne ho visti alcuni e ho detto: ma questi sono gli adempimenti che noi facciamo, modelli che noi facciamo per le società come avvocati? Cioè, cosa può fare un'associazione sportiva piccola, che quelle grandi, ok, sono più strutturate, ma non può stare dietro a quegli adempimenti. Cioè, ma no, cioè, hanno fatto una cosa per cercare di far emergere magari il nero, perché ci sono delle agevolazioni fiscali, hanno fatto, invece di potenziare i controlli, come era normale che fosse, hanno messo degli sbarramenti a monte, così distruggendo quello che è un tessuto sociale, cioè stanno lentamente distruggendo il tessuto sociale, cioè degli agenti educativi come le associazioni stanno tirando i remi in barca. Poi c'è il discorso ovviamente del cambio generazionale, che è molto complicato. Molto complicato. Allora sentiamo, ormai siamo in chiusura, come ci saluta il Presidente, ecco, questo Presidente che sta cercando di dare anche lui una mano al mondo delle fragilità. Prego Alberto, come ci saluta Presidente? Cosa vuole dire? Che appello vuole fare? Allora, mi riallaccio al discorso dei volontari, che è primaria, diciamo, il volontario per noi è una cosa sacrosanta, cioè noi abbiamo dei volontari favolosi, però effettivamente se andiamo a vedere un attimo negli ultimi tempi abbiamo avuto qualche defezione, ma abbiamo avuto pochi, diciamo, nuovi volontari. Dall'altra parte, come diceva adesso la sindaca, la burocrazia anche in questo caso, noi siamo un'associazione abbastanza grossa, però immagino piccole associazioni, iscriversi al famoso RUNZ, Registro Unico del Terzo Settore, è stato un bagno di sangue, quindi c'è chi ha rinunciato, chi non ce la fa, e quindi è difficile. Burocrazia non ne parliamo, noi dovremmo installare qui ad esempio in questa abitazione delle telecamere per vigilare che i ragazzi si comportano in maniera adeguata, non si facciano del male, cioè una roba pazzesca. Poi sanno tutto di tutti, perché col telefono la privacy non esiste, e la telecamera bisogna fare non so cosa, vedremo come comportarci. Ecco, comunque io sono positivo sul sviluppo delle cose, le persone ci sono, diciamo che dovremmo un po' tutti riboccarci le maniche e soprattutto magari anche un po' occuparci dell'altro e non solo di noi stessi. Questo è il messaggio che dovrebbe passare normalmente. Cerchiamo anche di occuparci del nostro vicino di casa. Grazie Presidente Maurizio Alberton, grazie Presidente, Associazione Farsena, di essere stato con noi. Però prima di lasciare anche il Sindaco Golisciani andiamo a vedere i bulli, questi bulletti che ormai cominciano veramente a infastidire. Andiamo a vedere la Sindaca di Casale con i bulli, andiamo a sentire. Durante la sagra un ragazzo aveva estirpato i fiori davanti al comune e li aveva lanciati, insomma, contro la sede comunale. In quell'occasione con i genitori avevamo appunto pattuito la possibilità del ragazzo di frequentare per un certo periodo il nostro gruppo di ragazzi che si occupano in estate di fare dei lavoretti per il comune. Il ragazzo l'ha fatto per 2 settimane e quindi noi abbiamo ritirato la denuncia. Il sindaco di Casale sul Sile, Stefania Golisciani, racconta un episodio accaduto in occasione della sagra del paese, della denuncia sporta contro questo ragazzo e poi ritirata quando il responsabile si è reso conto di aver sbagliato, mettendosi a disposizione della comunità. Un meccanismo che potrebbe essere adottato anche nei confronti dei ragazzini che sabato pomeriggio hanno lanciato un petardo che ha causato una ferita all'orecchio ad un anziano.
Quello che io auspico è che, come abbiamo fatto in quell'occasione, con le famiglie si intraprende un percorso, cioè nel senso di comprensione effettiva, quindi che la riabilitazione, tra virgolette, perché poi stiamo parlando di cose diciamo minori, però incida sul territorio in maniera positiva, e quindi in questo senso poi una denuncia può essere sempre ritirata. Aspetto sanzionatorio ed educativo che per la prima cittadina devono correre sullo stesso binario per far capire ai ragazzi che si rendono responsabili di certi episodi dell'errore commesso, in modo che non lo ripetano più. I ragazzi sbagliano, possono sbagliare, è grave quello che fanno perché non si rendono conto delle conseguenze delle loro azioni e hanno un distorto concetto di quello che tra virgolette è figo e quello che invece sono le loro responsabilità. Quindi la lamentela che ho di questi ragazzi è che loro vengono subito additati nel momento in cui fanno gruppo come criminali e non vengono ascoltati. Però ripeto, se volete essere ascoltati poi dovete anche essere in grado di comportarvi secondo le regole di convivenza civile. Allora, Sindaco Golisciani, come ci saluta e come commenta cosa sta succedendo? Ecco, anche qua dobbiamo intervenire, stanno alzando troppo l'asticella e sono pochi rispetto a quelli bravi, però questi hanno la visibilità, hanno i social, hanno quello che loro vogliono essere visti, vogliono farsi vedere, però bisogna prenderli anche per mano e dire guarda che forse non funziona così. Prego, Sindaco. Esatto, allora la cosa sbagliata che viene fatta è quella di marginalizzarli, perché più questi ragazzi vengono marginalizzati e più messi all'angolo fanno peggio, nel senso che la società deve recuperarli, ha l'obbligo di cercare di capire quali sono le loro, diciamo, insoddisfazioni, chiamiamole così, ascoltarli e poi anche loro si devono rendere conto degli errori che fanno, perché spesso io quello che ho toccato con mano, che proprio non si rendono, vivono su una realtà quasi parallela, cioè non si rendono conto delle conseguenze delle loro azioni. Io non mi riferisco al caso di specie perché il caso di specie è un po' particolare, cioè forse lì c'è stato anche un errore di comunicazione tramite i social. Io lo dico sempre, sono minori per lo più e bisogna stare attenti dalle cose che vengono comunicate e sui social quando si lanciano dei post bisogna stare molto attenti perché hai il controllo del post, non dei commenti che poi vengono fatti sotto, e sotto c'è stato si sono scatenati a livello di odio anche le persone che hanno commentato, e questo è sbagliatissimo perché non si conosce il caso concreto, ogni caso è diverso l'uno dall'altro. In generale però quello che dico ai ragazzi è cercate un attimo di attivare il cervello quando fate le cose, perché non è assolutamente figo fare determinate cose, è solo da stupidi. Spero che lo riescano, e ci sono delle conseguenze poi che vanno anche sui genitori, quindi insomma cercate di divertirvi ma nei limiti di quello che è giusto fare, senza coinvolgere persone terze che non c'entrano niente, soprattutto i vostri genitori che veramente si fanno un sedere così per darvi tutto quello che avete, forse anche troppo. Anche troppo, lo dico io da mamma, forse anche troppo. Forse anche troppo. Abbiamo Maurizio da Consalve, veloce Maurizio, che sono in chiusura, ciao. Ciao Mirella, buongiorno al Sindaco, sarò velocissimo, telegrafico. Allora, io vorrei innanzitutto complimentarmi con quello che ha fatto la signora Sindaco, ok? Ecco, però io se fossi stata lei, io la denuncia a questo ragazzino non gliel'avrei tolta. E per un semplice motivo, signora, per un principio, perché così quando una denuncia questo signorino, questo ragazzino, non lo farà mai più, mentre adesso lei l'ha tolta, se ne fa un'altra marachella, dice ma sì, tanto il comune me lo toglie, ma non è così che funziona, bisogna fargli specificare ai ragazzi che hai fatto un errore, lo paghi fino alla fine. Ecco, questo è il mio pensiero. Buon fine settimana a tutti e buona giornata. Grazie. Allora come commenta, come risponde Sindaco? Che la pena deve essere educativa e non è una vendetta. La pena è educazione, non è vendetta. La vendetta è un'altra cosa. Quindi il ragazzo ha fatto dei lavori sociali, dopo che ha fatto i lavori sociali la querela è stata ritirata, la denuncia è stata ritirata. Quindi questo in Italia funziona così. Pena educativa. Pena educativa oppure messa alla prova. Esatto. Che è un'altra cosa importante. Anche noi, se posso interrompervi, prego. Anche noi abbiamo ospitato un paio di ragazzi, diciamo, tipo quello là, ma un po' più, diciamo,
difficili e hanno fatto del volontariato con noi e abbiamo avuto dei risultati molto 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 importanti nei loro confronti. Sono state tolte delle denunce, delle cose che dovevano andare un po' più avanti, proprio perché si sono attivati e si sono comportati benissimo e anche hanno fatto amicizia con i nostri ragazzi, ad esempio uno nel basket e uno in un progetto lavorativo. Ecco, quindi penso che comunque sia giusto provare, sarebbe non provare proprio, sarebbe un errore madornale. Proviamo a recuperare il più possibile, e poi vedremo. Così, insomma, anche noi Grazie Presidente Alberton, Prego. grazie alla Sindaca Stefania Golisciani, è stati con noi. Pubblicità. Questa contrazione delle vendite aggraverà anche su noi, perché se chiudono 3 stabilimenti in Germania, di riflesso ci sarà anche qui un calo delle commesse. Purtroppo la competizione è sfrenata e il drago cinese sta mangiando tutto quello che noi non abbiamo fatto nell'investire in nuove tecnologie, nell'investire nell'elettrico. Segnali preoccupanti arrivano dal comparto dell'automotive italiano, che paga le difficoltà vissute dal settore in Francia e Germania, mercati di cui l'Italia è principale fornitore per le case automobilistiche dei 2 paesi. A questo si aggiunge la spinta della Comunità Europea, che prevede entro il 2035 il passaggio all'elettrico. Ma le nostre aziende non sono pronte, rimarca il Presidente Pozza. C'è un piano, quello presentato dall'ex Presidente della BCE, da Mario Draghi, bisognerebbe investire su quel piano, però purtroppo non c'è questa capacità da parte della Comunità Europea di affrontare con una spesa comune, una condivisione comune, un rinforzo della nostra industria. E in un mondo sempre più globalizzato non è solo l'Europa a preoccupare, lo sguardo si spinge oltreoceano alle presidenziali negli Stati Uniti, che dopo Germania e Francia rappresentano per l'Italia il terzo paese per scambi commerciali in diversi settori, dal manifatturiero all'agroalimentare alla moda. Trump ha già annunciato che in caso di elezione introdurrà dazi fino al 20% su tutti i prodotti importati dall'estero. Certamente, se dovesse vincere Trump, il protezionismo sarà protagonista di questa sua presidenza. Noi sappiamo che con il protezionismo non si combatte certamente la concorrenza. Bisogna investire, bisogna che il governo e la Comunità Europea capiscano che bisogna competere ad armi pari. Attualmente noi non lo stiamo facendo. Preoccupa molto perché l'America, gli Stati Uniti sono un grande partner per noi commerciale. Il drago cinese ci sta mangiando, ne parleremo in questa ultima parte con Giorgio Polegato, Presidente Coldiretti Treviso. Grazie Presidente di essere con noi. Ecco, visto che il Presidente Pozza ha fatto questa intervista, vorrei sapere anche dal suo osservatorio molto importante cosa sta succedendo. Ecco, come vede la situazione, si sta aprendo una situazione economica non certo facile. Prego Presidente Polegato. Beh, credo che il problema non nasca solo adesso, ma nasca che sia un problema che nasce anni fa, dove appunto la Cina ha fatto tutto quello che noi non avevamo la capacità di fare in termini di investimento, in termini anche di occupazione, e purtroppo le grandi case automobilistiche europee sicuramente non hanno le capacità tante volte neanche di fronteggiare i costi che hanno i cinesi, che sono molto più bassi. Sta di fatto che se oggi quel poco che si vende di macchine elettriche sono prevalentemente cinesi, perché hanno dei prezzi molto più concorrenziali rispetto a quelle italiane, chiamiamole europee che siano. Poi manca naturalmente tutta una serie di supporti anche in termini appunto di servizi e di assistenza a queste macchine, che chiaramente oggi non stimolano, non agevolano l'utilizzo. Poi anche le autonomie stesse non sono ancora capaci di dare quella garanzia e quella tranquillità a chi fa tanta strada, appunto, di poter essere autonomi con un chilometraggio che sia, diciamo, soddisfacente. Ma quello che comunque, ripeto, è il nodo del problema è che oggi questa forzatura che è stata fatta anche comunque dalla Comunità Europea sulle macchine elettriche non sta pagando perché non ci sono le condizioni perché il consumatore oggi abbia
sia stimolato e sia anche incentivato l'acquisto. Adesso credo che su questa partita non siamo ancora pronti come Europa ad affrontare la sfida, e credo che il 2035 sia una data che sicuramente subirà degli slittamenti. Allora, saluto anche Johnny Moretto, titolare Moretto Farm. Ciao Johnny, che piacere rivederti, mi fa veramente piacere. Poi parleremo anche del premio che finalmente è arrivato a questo giovane uomo che ce l'ha messa tutta e ci è riuscito, però va supportato. Lo dico anche al presidente Polegato, perché io penso che lui sia stato, a parte che lui ha sempre detto solo copiato, però è riuscito a portare avanti da solo, al supporto della famiglia, un'idea veramente geniale e brillante che adesso sta dando i frutti. Però sentiamo prima Vladimiro da Rovigo, se no mi cade la linea. Vai Vladimiro. Grazie Mirella, buongiorno a tutti quanti. Volevo fare due veloci considerazioni sull'argomento dell'inizio. E prima questo qua, sta accennando al drago cinese, no? Ma il problema è davvero il drago cinese o il problema è l'asino o il somaro europeo? Perché secondo me il problema non è l'asino, non è il drago cinese, ma è l'asino europeo che non sa gestire. Seconda considerazione, a me mi viene i brividi giù per schiena da paura, perché in Germania già adesso l'AfD, i neonazisti, sta andando molto bene alle elezioni. Si comincia a chiudere anche le fabbriche. Come va a finire? Non solo, ma a parte il rischio che vinca la destra, quella estrema, quella nazista, ma dopo giustamente se i cittadini, e chiudo, se i cittadini vedono che l'Europa non funziona, che avremo un'Europa asina, e dirà, torniamo ai nostri stati nazionali, siamo più piccoli ma cerchiamo ognuno di salvarsi il più possibile. Cioè, certe persone non si rende conto che la mancanza di una politica europea, ma non solo, di una politica europea ma intelligente, andrà sicuramente a finire che vince la destra estrema e molto probabilmente che andrà a distruggere anche l'Europa. Ciao, grazie Mirella. Grazie Vladimiro. Allora sentiamo come risponde il presidente Polegato, il nostro Vladimiro da Rovigo. Ma allora, se dovessimo parlare male dell'unità europea, nel nostro ambito, nel nostro settore agricolo, avrebbe tanto da ridire su quello che sono stati gli ultimi 5 anni di politiche comunitarie in generale, ma noi guardiamo al nostro ambito, al nostro settore, dobbiamo dire che c'è stata poca, chiamiamola collaborazione, se non proprio quasi un dare contro a quelle che sono le politiche agricole, non solo italiane ma europee, con tutta una serie di limitazioni, di paletti che hanno messo, che sicuramente hanno creato grosse difficoltà con il Green Deal, che come idea, come impostazione può essere anche valida, ma i limiti in questo caso che sono stati messi vanno proprio a colpire enormemente il settore agricolo. Perciò l'Unione Europea, diciamo, negli ultimi 5 anni non è stata dalla parte del consumatore in generale. Questo crea comunque di scompensi, crea di malumori che poi si tramutano in quello che abbiamo visto con tutta una serie anche di manifestazioni e di problemi che ogni Stato ha avuto, che poi si tramutano anche in contestazione dal punto di vista politico. Perciò spero che in questi prossimi anni ci sia la voglia di cambiare un po' l'atteggiamento, non chiuso come quello che abbiamo visto, e che siano meno, diciamo, che abbiano meno attenzione a quello che sono invece le grandi multinazionali che abbiamo visto dominare la scena anche in Europa in questi ultimi anni, ma si vada in cerca invece di sostenere e aiutare in tutti gli ambiti, che siano industriali, che siano agricoli o commerciali, ma che ci sia quell'attenzione, ripeto, che è mancata e che ha messo in grosse difficoltà anche tanti settori che creano quell'economia fondamentale, soprattutto in Italia, dove c'è anche un'economia diffusa delle piccole realtà, delle piccole aziende. Perciò mi auguro, spero che la tendenza non sia quella che abbiamo visto negli ultimi 5 anni. Grazie Presidente. Allora, salutiamo anche Johnny Moretto. Tanto complimenti Johnny per questo premio, come ho detto prima, meritatissimo. Come vedi la situazione dalla tua angolazione? Come si sta aprendo questo autunno? Prego Johnny.
Intanto ciao Mirella e grazie mille per l'invito, è sempre un piacere essere con te. Allora, sicuramente la vedo anch'io con un pochettino di incertezze, nel senso che vedo tante possibilità, però altrettanto vedo qualche difficoltà in termini di possibilità che si presentano anche dovute un po' alla situazione che stiamo vivendo politico-economica, no? Quindi vedo che possiamo sicuramente dire la nostra, è sempre necessario che però ci impegniamo in prima persona, perché altrimenti dall'alto non ci arriva niente, questo è sicuro. Però Johnny, tu hai dimostrato che hai avuto un'idea geniale. Intanto largo ai giovani e lasciamoli veramente liberi di spaziare, perché poi loro riescono a capire cosa si può fare anche in futuro come attività. Tu hai aperto questa coltivazione con l'acquaponica, con una fatica incredibile, però il tempo ti sta dando ragione, manca sempre più acqua, l'energia costa tantissimo e tu hai portato questa innovazione, però hai trovato paletti infiniti, non è stato facile, per fortuna hai detto sempre tu, ho avuto la famiglia che mi ha supportato, ma soprattutto credevi in questo lavoro che tu ti eri creato, ci credevi e hai cercato di raggiungere l'obiettivo e ci sei riuscito. Ma adesso che hai messo in piedi questa cosa e questo premio che poi spiegherai, io non ho il video e mi dispiace perché ci tenevo tanto a farlo vedere, perché veramente te lo meriti tutto e tu sai quanto io ti sono stata vicina. Secondo te, adesso che puoi tirare un po' le conclusioni, ecco, se tu avessi di fronte un giovane ragazzo come te, un giovane uomo con famiglia che tu ti sei creato nonostante tutto e nonostante tutto, cosa diresti? Ecco, cosa gli diresti? Ma allora io gli direi di comunque andare avanti nonostante tutto, se ci crede, perché come hai detto te questo progetto è stato possibile grazie al fatto che in prima persona ci credevo e anche ho avuto la fortuna di avere un supporto sia della famiglia, ma non solo, anche di tutta una serie di collaboratori, tra cui ho visto anche il presidente Polegato che saluto, perché anche l'associazione Coldiretti ha dato una man forte a spiegare tutto quello che è stata questa idea innovativa nel corso degli anni, anche lei ci ha creduto tantissimo, quindi io direi che ci creda, non si faccia prendere paura dalle mille difficoltà che potrebbero presentarsi lungo il cammino e di aver pazienza, perché la calma è la virtù dei forti, no? Si dice. Allora, Presidente Polegato, questo uomo, questa attività che voi avete supportato, lei in particolare, ha avuto questa sensibilità di capire che Johnny Moretto stava cercando di fare qualcosa di buono, qualcosa di utile per la comunità. Eppure io mi ricordo anni fa, perché sono anni che seguo Johnny, è stato un cammino molto impervio, qualcuno non riusciva ad ascoltare, noi siamo arrivati anche in regione, abbiamo presentato anche il progetto in regione e Johnny è testimone, però non è stato capito molto bene. All'improvviso però, vedete quando io dico l'importanza delle associazioni importanti che devono supportare, qualcuno ha capito che Johnny aveva fatto qualcosa di buono che doveva essere portato avanti. Ecco, Presidente, cosa vuole dire a Johnny questa mattina e a tante persone che la stanno ascoltando? Beh, io ho una grande stima di Johnny, perché la sua idea che è ingegnosa e geniale e che non era facile da far percepire e da realizzare, è stato bravissimo poi anche a avere questa costanza nel tempo e portare a casa un risultato straordinario che è stato appunto anche suggellato dal premio dell'Oscar Green. Ma detto questo, è diciamo, mettersi in gioco e comunque portare avanti, ripeto, un'idea che era un'innovativa in tutti i sensi e che sarà anche da esempio nel tempo, credo che sia assolutamente da premiare. Lui è stato bravo sicuramente con l'aiuto della famiglia anche di portare avanti questa cosa e non solo, perché non fa solo quello, perciò su questo devo dire che per noi, per la Coldiretti di Treviso e non solo, Johnny è un esempio di quello che siano sicuramente le grandi capacità personali, ma anche diciamo dal punto di vista caratteriale e la costanza e l'impegno
e l'abnegazione aiutano anche a portare a casa risultati che tante volte sembrano impossibili da raggiungere, ma invece con l'impegno e la costanza lui è stato sicuramente bravo a portare e far vedere anche che questo progetto può essere sviluppato in grande scala ed è solo l'inizio. Io mi auguro e spero per lui che questa cosa col tempo diventi un'attività che sicuramente possa dare di frutti anche dal punto di vista economico, perché ci sono tutte le credenziali e tutte comunque le caratteristiche per questo lo possa diventare. Presidente, spieghiamo cos'è anche questo premio, questo Oscar Green, prego, cosa consiste? Ma l'Oscar Green è un premio del Coldiretti Veneto che va a selezionare e a premiare i giovani che hanno idee innovative in tanti ambiti, chiaramente agricoli, ma non solo, anche nel campo sociale, nel campo diciamo della tecnologia. E su questo ogni anno ci sorprendiamo di quali capacità abbiano i giovani anche di innovarsi, di avere idee sempre nuove e che sono chiaramente da sviluppare, da portare avanti, ma che comunque sono anche concrete, perché ci sono aziende, tante aziende, soprattutto negli ultimi anni, nate da giovani agricoltori che non facevano solo e non fanno solo il lavoro quello che hanno ereditato ma in famiglia dai genitori, dal loro diciamo lavoro, ma che si ingegnano con progetti veramente innovativi che è giusto premiarli, è giusto sostenere. Cosa consiste questo premio, Presidente Polegato? Sostanzialmente vengono premiati aziende come Johnny stesso, che ha idee nuove, progetti innovativi che magari nel mercato non c'erano, e vengono anche premiati dal punto di vista economico e data quella giusta visibilità per dare un aiuto concreto a questi giovani che naturalmente si impegnano. Questo volevo capire, capite l'importanza dell'impegno e del premio economico, perché sai, premi ce ne sono tanti, premi economici molto pochi dove dovrebbero esserci, perciò veramente grazie Presidente per aver capito l'importanza invece del premio economico per queste nuove attività. Sia come Coldiretti ma anche degli sponsor che sostengono la manifestazione che danno concretamente un aiuto economico, come è giusto che sia, queste attività che sono degli embrioni, ma tante volte anche attività che comunque sono già operative. Grazie Presidente, è importante capire che ci sono premi e premi. Questo è un premio che alla Mirella ad esempio piace tanto sentire, perché è anche un premio economico, perché le pacche sulle spalle, le statuette forse possono anche tenersele ormai e capire che forse va dato qualcos'altro. Allora Johnny Moretto, intanto volevo darti una bella notizia. Io ho avuto la dirigente del Giorgi Fermi con un professore e pensa che loro stanno facendo questa tua meravigliosa idea dell'acquaponica, la stanno portando all'interno di questo istituto. Quando io ho parlato di te, di questa azienda, loro hanno detto che saranno ben felici che non ti conoscevano, di venire a visitare per capire l'importanza veramente di quello che si può fare assieme a te. Perciò penso sia una cosa importante, spero di esserci anch'io, di riuscire a trovare un orario che mi consenta di fare questo, ma ho visto sia il dirigente che la dirigente che il professore entusiasti di quello che hai fatto tu. Ecco, ma come mai nelle scuole non conoscono questa realtà? Non tutte le scuole, ma questo istituto tecnico che è il Giorgi Fermi ha detto veramente una cosa entusiasta. E qua lo dico anche al Presidente Polegato, non è che forse dobbiamo fare più squadra anche con certe scuole, con certe attività, con queste nuove esperienze che abbiamo, che veramente queste start-up intrigano molto i giovani, perché si parla sempre di cattive realtà, invece noi abbiamo dei bravissimi giovani, dei giovani meravigliosi che basta solo accompagnarli. Cosa dici Johnny? Allora mi fa innanzitutto molto piacere sapere che anche questo progetto possa entrare in una realtà come quella che hai giustamente citato, e anche perché questa tecnica dell'acquaponica ti permette anche di avere un supporto anche dal punto di vista non Vediamo solo... se abbiamo le immagini o solo video, Johnny, che così mandiamo intanto che parli, prego.
quindi non solo un supporto agricolo ma anche sociale. Come dicevi giustamente te tempo fa, questo è un orto a base mano, perché l'altezza della pianta ce l'abbiamo a un certo livello, quindi staccata da terra, e questo ci permette anche quindi di dare un supporto ad esempio a disabili in carrozzina, di supportare attività che non siano solo incentrate alle classiche che già oggi vengono svolte. Quindi le esternalità positive che ha questa tecnica sono veramente molteplici. E arrivando alle scuole, l'anno scorso noi siamo stati coinvolti in realtà in qualche progettino con le scuole, perché c'era stato un finanziamento da parte dello Stato che si chiamava EduGreen, quindi finanziavano laboratori green, e in questo alcune scuole hanno voluto inserire l'acquaponica, specialmente di carattere agrario, all'interno del loro percorso di studi. Tecnica che normalmente veniva solo accennata, oggi diventa anche laboratorio di pratica per gli allievi, che chiaramente ha un effetto completamente diverso. Chiaramente l'informazione da fare però è ancora tanta, molti ancora non la conoscono questa tecnica, e grazie anche a attività come questa qui sicuramente possiamo divulgare questa metodologia, che io stesso, anche se ho un'azienda che chiaramente è il tentativo finale anche di fare economia, cerco di divulgare il più possibile, perché credo nella squadra e non nell'individualismo puro. Abbiamo Leone da Trebasele, che vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto io. Allora voglio complimentarmi con questo signor Morto per la sua idea e per il suo coraggio. Però ha detto una cosa molto importante, che ha avuto il supporto della famiglia. Spesso il problema in questo paese è che tu hai i vecchi, i genitori, gli anziani, che ti mettono i bastoni fra le ruote. Perciò io vorrei suggerire che gli anziani tirano a una certa età, si tirino da parte e lasciano che i giovani esprimano le loro idee e i loro desideri. Sulle macchine elettriche, allora io ho una macchina vecchia e voglio passare sulla macchina elettrica, però sto aspettando le macchine cinesi, perché io non vedo l'ora di comprare una macchina cinese, Mirella. Ho visto dei capannoni della Fiat ultimamente con neanche un pannello fotovoltaico sopra, niente, e poi si lamentano del costo dell'energia. Allora io dico, dove sono state queste industrie quando questo Stato dava un grande incentivo per mettere i pannelli fotovoltaici sui loro capannoni e non l'hanno fatto? Dove erano? E la Fiat ha avuto da questo Stato di tutto, di più. E come ci troviamo? Ci troviamo che non l'abbiamo più la Fiat, e loro, i proprietari, si stanno litigando per i miliardi che hanno accumulato tutti gli anni. Questa è una vergogna immensa. Adesso io sto aspettando per comprare una macchina cinese. Un'altra cosa, in Cina hanno detto che ogni 10 macchine 9 sono elettriche, e ci lamentiamo con la Cina che inquina di più di noi. Ma ci rendiamo conto? Grazie Leone, se Ciao, non riesco Mirella. a farti rispondere, Ciao. grazie veramente. Sentiamo come commenta il presidente Polegato. Questi cinesi nell'80 che arrivavano nelle nostre industrie, aprivano le porte, venivano ospitati nei migliori hotel, ecco, vitto, alloggio, tutto pagato, macchine fotografiche a nastro, tutti fotografavano. E poi ciao. Forse ecco, questa creatività che avevamo, invece di tenercela ben salda, l'abbiamo un po' troppo pubblicizzata, Presidente. Noi dobbiamo partire da là dove è iniziato il nostro declino. Sono copiati, se le sono copiate, se le sono fatti, e adesso nel 2024 guardate come siamo messi. Prego Presidente Polegato, anche in base a quello che ha detto poi Johnny. La Cina non è sicuramente, non è solo deve essere vista come concorrente, ma anche un grande mercato per l'Europa e non solo, perché se mettiamo sulla bilancia quello che vendiamo rispetto a quello che acquistiamo, comunque siamo ancora, diciamo, protagonisti, nel senso che è un mercato che, al di là del settore auto, che
purtroppo li vede oggi come oggi quasi imbattibili. Su altri ambiti sicuramente hanno bisogno comunque anche del Made in Italy e di tutto quello che noi facciamo, loro non saranno mai in grado di fare, perciò non vediamola solo come un concorrente. Ma vorrei cogliere anche comunque uno spunto interessante che diceva il signore quando si parlava di passaggio generazionale, no? È fondamentale credere nei giovani, soprattutto da parte dei genitori, quando si ha una certa età, lasciare spazio a loro, perché sono il futuro, hanno sicuramente quelle idee fresche e quelle attuali che sono fondamentali oggi per migliorare le aziende, creare le condizioni che siano anche più performanti e soprattutto adatti a quelle che sono le esigenze di mercato, che magari una persona che ha mentalità magari una volta oggi non vede, non riesce a cogliere. Il supporto, l'aiuto e il sostegno dei genitori è comunque ancora fondamentale. Ma bisogna assolutamente dare fiducia e spazio ai giovani che hanno la mente fresca e sono veloci anche nel cogliere le opportunità. Sì, prego, aggiungere anche una cosa, che come Coldiretti noi abbiamo una stretta collaborazione con le scuole tecniche, con gli istituti alberghieri, anche con i Cerletti di Conegliano, con il Sartori di Castelfranco. Abbiamo proprio chiuso e firmato degli accordi veri e propri dove loro hanno il nostro supporto, il nostro aiuto, ci confrontiamo con i giovani e andiamo a raccontare quello che è il mondo dell'agricoltura, ma soprattutto li mettiamo nelle condizioni di conoscere e di cogliere le opportunità che il mondo agricolo oggi sa dare. Perciò su questo c'è da parte nostra un'apertura massima perché ci sia tutto quella conoscenza nel nostro ambito e le tante opportunità che il mondo agricolo oggi riesce a dare anche a chi non viene da una famiglia che ha comunque una tradizione agricola. Presidente, un'altra domanda che devo assolutamente fare, anche se siamo ormai quasi in chiusura, è questi prezzi che troviamo dai fruttivendoli. Io ricevo molte telefonate che non è possibile trovare certi prezzi. Cosa sta succedendo? Fare la spesa del fruttivendolo è diventata un'impresa. Prego, Presidente, cosa può dire a queste persone che chiamano e dicono ma com'è possibile? Prego. Siamo da un'annata non difficile di più, perché le piogge sono state primaverili che hanno continuato a bersagliare il nostro territorio, ha messo in grosse difficoltà da tutti i punti di vista i produttori, sia in termini di quantità di prodotto realizzato che di qualità, che purtroppo delle volte, e i costi poi di manodopera per gestire il tutto sono ormai proibitivi. E io capisco che tante volte i prezzi possono anche essere anche tante volte ingiustificabili, ma dobbiamo pensare che oggi gestire l'ortofrutta è sicuramente con le situazioni climatiche che abbiamo visto negli ultimi mesi è sicuramente molto difficile, perché c'è il rischio gelate in primis, ancora in primavera inoltrata, e poi queste piogge che hanno ridotto le produzioni, mettendo in grosse difficoltà appunto le aziende per gestire emergenze che purtroppo non sono facili da vincere. Perciò non è sempre giustificato, ma è comprensibile che gli aumenti quest'anno abbiano toccato un settore sicuramente colpito e molto colpito da questi fattori, diciamo, meteorologici che hanno messo a dura prova le nostre aziende. Allora, sentiamo come ci saluta Johnny Moretto dopo queste parole del Presidente Polegato. Ecco, queste materie prime che costano tantissimo, fare la spesa è diventato un problema. Johnny, come vedi la situazione dal tuo punto di vista, perché tu vendi anche il prodotto, cosa dicono le persone? Perché sono le persone che poi dobbiamo ascoltare, il cittadino che deve farsi ascoltare e sentiamo quello che dice, non ce la fanno. Prego, Johnny. Chiaramente dal lato del consumatore comprendo benissimo queste difficoltà, perché anch'io sono un consumatore e quindi capisco proprio
che i prezzi incidono sul bilancio finale, lo vedo proprio anch'io quando vado a fare la spesa. Dall'altro lato però purtroppo anche noi ci troviamo ad avere costi maggiori, quindi è inevitabile che questo si inneschi questo meccanismo di innalzamento. Credo che qui sì la politica possa dare un supporto in tutto questo, e anche guardare avanti e utilizzare l'innovazione, dove ad esempio il mio potrebbe essere un esempio, ma non solo, non è l'unico sistema per fare agricoltura in modo sostenibile, dove la sostenibilità non è solo ambientale, ma è anche, può essere anche economica. Quindi l'incentivo e il mio invito è proprio a cambiare e a guardare avanti. A cambiare e a guardare avanti, perché forse è questo, e come dice anche Leone, qualcuno deve fare un passo al lato, però un passo al lato per dare respiro a queste realtà che abbiamo la fortuna di avere nel territorio, perché se no non ne veniamo fuori. Ecco, il respiro va assolutamente dato. Questa burocrazia, Johnny, e lo dico anche al Presidente Polegato, che sta veramente diventando insopportabile. Cosa dici, Johnny? Sì, assolutamente. La burocrazia purtroppo crea sicuramente difficoltà. Dico anche che è necessaria, perché assolutamente non sono contro la burocrazia giusta, però è evidente anche che è necessario semplificare, è necessario rendere la possibilità a chi fa impresa di riuscire a farlo in modo snello. E mi piacerebbe fare un piccolo appunto riguardo anche alla Cina, perché io ho avuto l'occasione di andarci nel 2010 e io sono... Sì. Vai. Sì, no, volevo solo dire che sono rimasto impressionato perché ho visto tutti i motorini elettrici già nel 2010, quindi uno Stato che comunque guarda avanti. Certo, e hanno la possibilità anche di guardare molto avanti se noi siamo ancora fermi e facciamo finta di non vedere. Grazie, veramente grazie a Johnny Moretto, titolare Moretto Pharma, grazie a Giorgio Polegato, Presidente Coldiretti Treviso, di essere stati con noi, e noi adesso veramente andiamo ad ascoltare questa meravigliosa orchestra di ragazzi dei 12 e 22 anni, ecco, Sinfonie di un dono, e so che a voi piacciono tantissimo perché sono veramente bravi, forse qualcuno non riesce a capire neppure che orchestra abbiamo qui a Treviso, da tutto il Veneto, fatta di ragazzi dai 12 ai 22 anni. Sinfonie di un suono. Ciao, a lunedì.